le magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, quindi è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini, i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Vi spiego, adesso vi spiego qual è il miracolo in cui devo riuscire per voi. Ma che è la sigla? Io ho fatto partire la sigla. Ho visto una cosa. Comunque è finito. Va bene. Spero di avervi strappato un sorriso, cioè è partita la sigla finale invece che il countdown. Vabbè. Allora, buonasera, benvenuti, buon pomeriggio, non ho idea, non mi ricordo come mi chiamo, io sono Saverio Solido da Brooklyn e mi fa piacere interloquire con voi che siete la mia community dopo un 6-1 roboante. Cercheremo di essere veloci con i miei commenti ai vostri messaggi, penso che la live sarà un po' più breve del solito, quindi scegliete bene i messaggi e i commenti da mandare, perché lo sapete, io cerco di prendervi tutti, poi il tempo è complicato, insomma il tempo stringe, eccetera, eccetera. Il primo commento che devo fare è cerchiamo di non, e lo so è difficile, veramente non vorrei chiudere questa partita con quel fatto solamente del rimpianto. È chiaro che c'è il rimpianto, è normale che c'è il rimpianto, il rimorso, l'occasione sprecata, eccetera, eccetera. Però mi faccio aiutare da quello che dice Mertens, e adesso lo sentiremo perché gli amici bellini sono stati straordinari, mi hanno subito mandato, gli abbonati, eccetera, eccetera, l'intervista a Mertens, che è un'intervista chiave, Ovviamente si parlerà di futuro, si parlerà di questa partita, si parlerà di Spalletti, di ADL, della squadra e di tutto. Quindi veniamo a prendere i vostri commenti. Nel frattempo però avevo letto mentre organizzavo la live un passaggio di Elpidio che voglio sottolinearvi prima di venirvi a salutare tutti. Buon pomeriggio, vorrei tanto un titolo di un film da correlare a questa partita, lo chiederei al signor Gentile, io ne ho 3 e il signor Gentile poi ci raggiungerà tra un pochino. Tutti gli uomini del presidente, uomini contro, travolti da un insolito destino. Questi sono 3 titoli che riporteremo poi a Guido e ce li faremo analizzare. Più segnavano e più il mio fegato mi inondava di bile, e il Napoli che fa il Napoli mi annichilisce per bellezza, per farmi dispetto. Ci siamo meritati tutto ciò? Io col calcio divento un bambino goloso e chi non lo diventa. Adesso bisogna fare attenzione pure a farsi ingolosire, sognare è peccato. Troppo facile per il proprietario, che comunque vince sempre, essere colui che mi toglie il sonno dalla strada. Allora, è un messaggio che racchiude un pochino quello che è il sentimento mio. Non lo voglio estendere al sentimento generale perché non è detto che tutti la pensino così. Però i discorsi verranno sviscerati. Io per sfizio, prima di tutte le cose, prima di leggervi, per uno sfizio mio, mettiamo questa foto qui come sfondo, perché il presidente ha twittato questa battuta che nel frattempo ha fatto il contratto a Ciro Romeo. Sarà una battuta, sarà un preludio al coup de théâtre del rinnovo di Mertens, questo non lo sappiamo, però fa ridere, l'ho notato subito, me lo faceva poi notare anche il Pino Stracandido. Questa immagine del piccolo bellissimo che è un po' terrorizzato dalla presenza del presidente, ma tu chi sei, chi non sei, eccetera eccetera. Si scherza, si fa per scherzare, togliamo il bambino anche per privacy e lasciamo Mertens e ADL che sono un po' i protagonisti di questa giornata, insieme ovviamente a Spalletti, E salutiamo e veniamo a leggere i vostri commenti. Aniello, anche quest'anno ADL ha vinto il suo scudetto, tutto a tavolino come sempre da sempre.
Angela dice: mi è piaciuto molto Fabian come recupera palloni. Fabian e anche Anghissà oggi sono stati perfetti, e mi piace sottolineare che era un centrocampo a due, che molto spesso gli addetti ai lavori non distratti, quelli superficiali, si lasciano prendere dalla cosa. Ma mettiti a 3 a centrocampo, sei più coperto. Il Napoli è strutturato per fare il 4-3-3? Assolutamente no, si può fare benissimo con il 4-2-3-1, lo abbiamo visto, lo abbiamo scoperto da Gattuso fino ad arrivare a Spalletti. Si può fare, basta che gli interpreti in campo siano sul pezzo e tengano corti i reparti, non c'è dubbio. Sono emozionatissimo, vivo a Torino e non sono mai andato, se non da piccolo, a vedere la partita allo Stadio Olimpico, dove abbiamo perso. Si va sabato, nonostante tutto, l'amore è forte e infinito. Bellissimo messaggio di Ayub, perché poi questa è la giornata in cui c'è stata pure una contestazione da parte di alcuni tifosi. Lo stadio non credo fosse pieno, aspettiamo numeri ufficiali, perché c'è stata la manfrina in conferenza stampa. Non lo sai, non sai le fonti, fai la serata. Io devo fare 2 serate, ecco perché la live sarà un po' più breve. Vivienne, meraviglioso, forza Napoli sempre. Francesco, perso uno scudetto giocando in casa, non si può dire che non sia stato un fallimento, proprio per aver vinto partite con 11 giocatori portati, buttato un obiettivo che manca da 30 anni. Ma più che altro vogliamo parlare dell'incredibile sorpresa della giornata, Zielinski che finalmente non entra in campo. Alessio, mi sorprende, anche perché avevo stabilito nella mia mente come intuizione che Spalletti fece entrare Zielinski nella partita con l'Empoli per recuperarlo mentalmente in una vittoria, e quindi me l'aspettavo come bis. Mi sa che Spalletti è rimasto un pochino male dalle ultime prestazioni di Zielinski. I cambi sono logici, anche un Petagna poteva entrare in questa partita per fargli riassaggiare il campo, però mi pare logico far entrare Demme, mi pare logico far entrare Politano, che era sparito dai radar, logico anche far entrare Elmas, Gulam e Zanoli. Insomma, aveva senso per far rifiatare un pochino Mario Rui, e Di Lorenzo era a mezzo servizio, quindi sono cambi logici che avremmo voluto vedere anche nelle altre partite. E scorrono veloci i messaggi, mancano i vostri like, ne sono quasi sicuro, quindi forza, arriviamo ai like, perché forza, non scherziamo. Comunque Gattuso non era buono, ipotizzò fin dall'inizio Mertens e Osimhen insieme, non c'è dubbio Kevin, questo fu l'inizio della stagione scorsa, perché il Napoli finì 2 stagioni fa che non segnava tanto, il 4-3-3 con Mertens stava cominciando a non funzionare, c'era anche un Napoli appagato dalla vittoria della Coppa Italia, eravamo entrati in Europa, era finito, però bisognava risolvere quello. Si prende Osimhen, si mette Mertens dietro perché non si può rinunciare a Mertens, e il Napoli fece benissimo all'inizio, poi abbiamo perso sia Mertens che Osimhen, facciamo memoria, facciamo tesoro della memoria storica, e il Napoli non ci ha capito più niente, quindi memoria importante. Adesso stanno parlando di Scanzuolo. Giuseppe, stronzate, basta guardarle le partite. Rammarico, non rammarico, l'unica cosa certa è che vedere come gioca il signore col 14 mette tutto in secondo piano. Corsa, recuperi, tecnica, tattica, talento imbarazzante. Giuste le parole di Valentina, io sottolineo quella dei recuperi, perché pizzica, perché ti dà quell'equilibrio, proprio il contrario di quello che dice Spalletti, perché aggredisce, ruba palla, si mette tra le linee, sa come stare in campo. Non scherziamo proprio. E poi è proprio quello che Spalletti ha detto: il Napoli gioca meglio quando ha la palla, e devi avere Mertens in campo se vuoi fare la barricata che ti difendi. Non funzioniamo. Anna Maria, oggi mi sono piaciuti tutti, ma il 14 è il top. Partita straordinaria di Mertens, al di là dei 2 gol, è proprio bella da analizzare. Napoli molto concentrato e spumeggiante, ma possiamo dire che il Sassuolo è stato indecente. Renato, si può dire tutto nel calcio. È chiaro che quando il risultato è rotondo si parla anche delle defiance della squadra avversaria, non c'è dubbio, ma questo Napoli qua avrebbe messo in tasca qualunque avversario, secondo me, per come hanno approcciato, per come sono entrati in partita. È chiaro, sblocchiamo anche con un calcio piazzato, quello di K2, con il doppio calcio d'angolo battuto bene da Insigne, non sempre li battiamo così bene, e quindi quando sblocchi subito la partita si mette in discesa, e il Napoli libero di testa
gioca anche bene sul velluto. Lo stadio vuoto e nonostante ciò i tifosi urlavano molto di più a quando ci giocavamo lo scudetto. Dove stava la voce fino a ieri? Stefano, questo è un bel tema. Quando lo stadio vuoto, nel senso quando ci sono alcuni tifosi che non sono i classici tifosi, quelli là ultra o quelli là che sono più accaniti con la squadra, e si sentono molto di più le voci delle famiglie, dei bambini, eccetera, eccetera. Faccio caso a un coro che di solito dalle curve non parte, un po' per ideologie e un po' perché non parte. Quando la palla la prende Lorenzo Insigne e si avvicina per esempio per battere un calcio d'angolo, eccetera, eccetera, e si sente Lorenzo, si sente con una distinta voce misto tra femminile, bambini, famiglie, tifosi più rilassati. È un'altra cosa su cui ci dobbiamo riflettere, forse essere troppo accaniti come tifosi allo stadio non fa il bene della squadra. Con questo non dico che il Napoli debba farsi perdonare tutto e che i tifosi debbano sempre essere a disposizione e mostrare l'altra guancia. La contestazione ci sta e secondo me ha anche aiutato a dare al Napoli un ulteriore stimolo, perché il pericolo di cadere a picco per me c'era, e quindi bene così, e che non si finisca qui. Questo è il mio messaggio di oggi, che non si finisca qui. Ci sono altre 3 partite che io voglio assolutamente vincere per arrivare più in alto possibile, vedere se per sfizio l'Inter inciampa ancora e addirittura arrivare secondi. Con il Milan la vedo difficile. Continuo a pensare che l'Inter dovrebbe vincere con il Milan sotto. La Juve, che però non molla, la vorrei lasciare dietro, se permettete, anche a Champions acquisita, e li vedremo, insomma, il carattere di questi giocatori. Oggi Anghissà era praticamente ovunque, ho avuto paura improvvisamente che fosse anche dentro casa mia. Veramente grande partita di Anghissà. La foto dietro di te assomiglia a quella che potrebbe essere per la firma del contratto. Bello il tema anche questo. Ovviamente molti dopo questo tweet di ADL parlano di contratto oramai fatto. Io mi permetterete di rimanere prudente, perché se ascoltiamo l'intervista di Mertens, e per sfizio la ascoltiamo. La sensazione qual è? Di gioia per un risultato così rotondo, o che peccato aver sprecato il potenziale di questo? Dovete ascoltarlo bene, sicuramente in molti l'avete già ascoltato, ma le parole di Mertens sono parole di spessore, da dirigente nato. Ascoltatelo bene. Questo è il sentimento, secondo me, che devono avere i tifosi, perché lui ci tiene come noi. Squadra. Sì, no, una bella domanda. Penso che tutta la squadra è un po' deluso perché penso che i 9 anni che sono qua è l'anno con il più deluso. Anche una volta abbiamo fatto 91 punti e sempre vince il campionato, e questa volta non hai vinto, è un peccato, ma questo anno non è che le altre squadre erano più forti di noi. Poi devi anche guardare l'altro lato, che la Juve sta dietro di noi, Roma sta dietro di noi, Lazio sta dietro di noi, Atalanta sta dietro di noi. Quello che vi ho detto io. Stanno tutti dietro di noi, terzo in classifica. Bello. È vero che è un peccato, ma si deve alzare la testa, perché siamo, lo so che è brutto per dire, ma andiamo in Champions, facciamo questo e speriamo che l'anno prossimo possiamo combattere di nuovo, perché abbiamo un grande gruppo, abbiamo grandi persone, e si fai le cose per bene. Penso che l'anno prossimo possiamo puntare per belle cose, ma devi fare con la testa. Questo anno prossimo è una promessa, quindi per i tifosi? No, ma non è solo per me, è per anche un messaggio ai tifosi, perché non è solo per me. Vero, abbiamo sognato quest'anno, siamo stati vicino, abbiamo sbagliato tutti. Giusto. Ma oggi era una partita che dobbiamo ancora stare insieme, non si può mollare nessuno. Bravo. Nessuno si può mollare. Bravo. Lo so che è brutto anche per noi, noi anche lo vogliamo vincere, ma qua è una città caldo, e si deve sempre fare insieme. Brutti momenti devi stare insieme, e belli momenti, e oggi lo so che è brutto, ma abbiamo vinto, andiamo in Champions, speriamo che prendiamo anche giocatori forti per l'anno prossimo, e
e facciamo delle belle cose. Prendiamo i giocatori forti. Di futuro, perché il presidente Prendiamo i giocatori forti per l'anno prossimo. Signori, questa non è la prima volta che Mertens parla così. Non ricordo quanti anni fa, poteva probabilmente essere il primo anno di Ancelotti, non me lo ricordo quale, in quale ritiro di Di Maro. Mi chiama il mio babbo. Sì, babbo, ma sei live con me? Parla alla community di YouTube. Ah, la community. No, io volevo sapere qualche cosa, proprio qualche reazione a questo risultato che chiaramente ci lascia un po', anzi ancora più arrabbiati, essendo che è eclatante così. C'è sgomento. No. Come io la penso che c'è un po' di veramente di rammarico, ancora di più. Ti salutano in tanti, vedi Francesco Perrone, grazie. Luca Battista, Polli, ti salutano in tanti, e stiamo proprio analizzando questo perché siamo a metà tra il rammarico e la prospettiva futura, perché è inutile adesso pensare adesso, dobbiamo pensare a cosa vogliamo fare l'anno prossimo da grandi. Bravo, sì, questo è il quesito che si pone, assolutamente sì. Va bene, ti abbraccio e buon prosieguo. Ti abbraccio, a dopo. Ciao. Ti abbraccio, sì, così metaforicamente. Sì. Ciao figliolo, ciao. Un saluto al babbo, questo è il bello della diretta e ovviamente li salutiamo. Allora, insomma, Mertens dice che bisogna comprare giocatori forti, quindi ci riporta anche a una situazione di logica, no? Di logica, perché è chiaro che ci sono alcune cose di Spalletti che non ci sono piaciute, lo stesso utilizzo di Mertens a fine intervista dice sì, io ho giocato poco, ma quando ho giocato ho fatto quello che dovevo fare e non c'è dubbio, però comprare i giocatori forti perché è giusto riflettere sulla mancanza di Di Lorenzo. Volevamo veramente che ne facesse 50 di partite senza fermarsi mai? Quando ti manca Di Lorenzo ti sei affidato per scelta, per possibilità o per scelta, alla coppia Malquit-Zanoli. Zanoli ha fatto quello che può, Malquit così e così, vuol dire che c'è una defiance. Mario Rui ha sempre fatto il massimo possibile, ma se fosse venuta una defiance da parte di Mario Rui, con chi te la pigliavi? Che c'hai Gulam che comunque è a mezzo servizio. Quindi questo è il discorso di Mertens, che parla già da dirigente, parla identificando tutto il pensiero dei tifosi. Siamo veramente di fronte a un giocatore unico. È un giocatore unico per intelligenza, poi è fortissimo anche in campo e fa la differenza in campo tatticamente, fa i gol, ispira, tiene tutti sul pezzo, veramente straordinario. Ma fuori dal campo forse vale anche di più Mertens fuori dal campo. Io sono contento che certe intuizioni che abbiamo avuto qui vengono confermate dai fatti. È una roba veramente incredibile, ma i giocatori forti costano, e senza dubbio, amico mio, senza dubbio. Ed è per questo che noi ci dobbiamo chiedere: siamo in grado di lottare per quelle posizioni là oppure no? È questo che ci dobbiamo chiedere a chi ci comanda. Cosa che mi è piaciuta particolarmente la fase offensiva di Di Lorenzo, fatta molto bene secondo me. Ovviamente bisogna confermarsi in partite con altro peso, vittoria più amara di una sconfitta. Di Lorenzo ti dà tranquillità in difesa, perché si vede che Rachmani stava più tranquillo ad avere Di Lorenzo a fianco, anche Ospina probabilmente, ma arriva pure fino in fondo, c'ha quello spessore, quell'esperienza, quella tranquillità che dice io arrivo, poi recupero. Le parole di Luciano non le ho ancora sentite, mi potete imboccare le parole di Spalletti e le commentiamo insieme. Che ne pensi? Contrapposte alle parole da dirigente tifoso di Ciro, mi è sembrato volesse proteggere la squadra e il gruppo ricordando obiettivi e fasi stagione. Quindi vabbè, avrà detto probabilmente, immagino, nessun rimpianto, nessun rammarico, abbiamo preso l'obiettivo stagionale, che è un po'
quello che è stato anche il pre-partita, dove Spalletti si è difeso e ha difeso la squadra e ha detto questo dovevamo fare, questo ci è stato chiesto, è importante essere precisi, questo ci è stato chiesto e questo hanno ottenuto. Se magari la società diventa un pochino più esigente e si mette al passo così, potrebbe anche arrivare dell'altro, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Il like per Fluido Junior e Fluido Senior, a quanti like stiamo? Polli? Polli? Fammi sapere. Lo so, mi state tutti chiedendo delle cose. Contento di aver creato delle vetrine. Oh, questa è interessante. Questa è interessante, fa il paio. Aia, questa la voglio sentire dalle parole sue, voglio sentire il tono di voce, voglio sentire la domanda a cui si arriva. 102! Siamo in 200. Ciao. E i like sono gratis, ragazzi. Sono gratis. Mettiti a fuoco. I like sono gratis. E che cazzo? Dettagli? No, ma devono salire. Non mi sono piaciute, sembravano cose positive, ma mi hanno lasciato un amaro in bocca. Rossana, allora non vedo, ovviamente lo sapete, domani ci sarà più approfondimento, doppio approfondimento, vediamo, perché vi assicuro che ho due serate da fare e quindi si farà tardi. Fatelo per Mertens. Sentimenti troppo contrastanti, lo so, Camillo. No, non è una coperta, se la misura, sai, te le ricordi le 10.000 lire italiane, quelle là grandi che si piegavano più volte per mettere nella cosa? Questa serve per visualizzare i soldi. Tu te li metti nella tua stanzetta. Sono tornato troppo presto, 190, no, arriviamo un attimo. Si partecipa, Stefano, così si partecipa, si lascia un like alla live, si lancia un messaggio e si spera che io lo legga. Maxim Lopez faceva riunione con i calciatori del Napoli a fine partita tra risate e baci, indizio mercato, non lo so Davide, sicuramente Maxim Lopez è un bel giocatorino, però è giocatorino. Se Spalletti chiede fisicità, io non credo sia un profilo prioritario per Spalletti. Le 10.000 sono bellissime. Pizziconi, bravo, me l'ha data Pizziconi. Me l'ha data Pizziconi. Questo non è quello che è quell'altro che... Allora è un falsario anche lui. Bisogna arrestare Pizziconi. Dai, arriviamo a 200 like, che comunque è una vergogna. È una vergogna per questa community e per questo canale. Io mi rendo conto che adesso mi sto dividendo il pubblico con Paolo Del Genio. Tra poco Paolo Del Genio stacca, perché adesso stanno facendo anche loro YouTube, ma io non è che posso aspettare Paolo Del Genio che finisce, io tengo il che fare. Più Scamacca che Maxi Lopez non lo so ragazzi, il mercato adesso è difficile. La 1.000 lire a 2 piazze. Buonasera amici bellini, di ritorno dallo stadio, e che partita e che contestazione educatissima. Bello Roberto, dacci più dettagli su questa cosa della contestazione educata. L'intimo non ti rode, ma la mamma. Ricominciamo con la mamma. Cardone, e quella è misura standard. Siete forti, siete informissima. La domanda vera è: riusciranno a coesistere Mertens e Spalletti nella prossima stagione? Massimo, tu hai ragione, è una domanda che ci facciamo tutti. Se effettivamente, mettiamoci se davanti,
se effettivamente De Laurentiis con Mertens ha un rapporto buono. Io credo che ce l'abbia, e credo che Mertens sia talmente intelligente che Spalletti, che De Laurentiis non riuscirebbe nemmeno a prenderselo, a mantenere il broncio per tutta la questione ammutinamento, dove si sta liberando un po' di tutti. Mertens è talmente oltre che De Laurentiis, che è una persona intelligente, potrebbe capire. Noi lo stiamo dicendo, guarda che questo signore qua sono soldi, perché ti inserisce nuovi acquisti, sono punti che ti portano in cielo. Secondo me De Laurentiis ci sta pensando. Però è chiaro che sia Mertens che Spalletti si devono parlare. Mertens deve ragionare, dice: io mi sto facendo un altro anno, potrebbe essere il mio ultimo, ha senso rimanere se mi usa con il contagocce? Potrei andare ovunque, veramente potrebbe andare ovunque. Amo Napoli e mica l'amore per Napoli finisce se vado da un'altra parte. Continua, sicuramente continua, come quello di Callecon che è andato alla Fiorentina. Secondo voi Callecon ha smesso di amarci? No, si è visto da quando è entrato in campo, gli inchini, gli applausi. Quindi su questo non c'è dubbio. È una riflessione che entrambi, tecnico, giocatore e anche la società, devono fare. Uno dei prossimi acquisti, e questo probabilmente sarà la frase del presidente: abbiamo comprato Mertens. Eppure può essere. Il live Luigi se lo astipa per la fine della live, eppure va bene. Avete visto? Questi sono i soldi, questi sono i soldi. E il film spettacolo è ovviamente Don Raffaele Trombone. Questi sono i soldi, È bellissimo, Peppino in una forma straordinaria. Gli XG di oggi, Valentina, sono prontissimo. 3,24 per il Napoli, 1,15 per il Sassuolo, quindi il golletto il Sassuolo l'aveva bene o male costruito, il Napoli però fa 6 gol, ne costruisce 3, quando fai 3,24 bene o male 3 li fai, 4 li fai, ci sono anche dei gol, per esempio il gol di Mertens è uno di quei gol che ha un XG basso, vedete quella stellina lì, da dove segna Mertens, c'erano tanti giocatori in mezzo, quindi è un XG basso. Molto più alti gli XG del gol di Rachmani, del gol di Koulibaly, quindi i due centrali che vanno in gol, lo stesso gol di Osimhen e lo stesso gol di Lozano, perché per la prima volta, signori, e chi segue Caffè Napoli TV il mercoledì, dove facciamo i numeri, noi ve l'avevamo anticipato, uno dei problemi grandissimi del Napoli è che tiriamo da troppo lontano. Guardate le stelline come sono vicine, se il Napoli arriva a tirare da vicino gongolo perché facendo le analisi, noi siamo tifosi, ma facendo le analisi un pochino più freddamente, noi certe cose non ci sorprendono più, a noi certe cose non ci sorprendono. Meno di Napoli Spezia dell'anno scorso, se non mi sbaglio lì si arrivò a 4, si arrivò oltre 4 vittorie. Non ce l'ho segnato, ma se non mi sbaglio si arrivò oltre 4. Oggi ha vinto ADL, una società seria nemmeno sarebbe arrivata al 30 aprile con un giocatore ancora ampiamente performante che con te da anni in scadenza di contratto. Arriviamo veloci ai 300. Buonasera al papà, grazie Vivien. Partita di carattere, siamo sempre parte. E qualcuno ora ci spieghi Napoli-Sassuolo, provocazione che devono accettare, che bisogna accettare. Adiel è stato sincero ed è giusto che l'obiettivo era solo la Champions, ma purtroppo si sa, la verità è come la poesia, e alla maggior parte delle persone la poesia sta sulle balle. E questa pure è una bellissima considerazione, Francesco. Grazie altrove, grazie mille, ma non sono io una scienza esatta. Come vedete dalla reaction, io mi aspettavo l'ingresso di Zielinski e non è avvenuto, e io le lascio quelle cose, perché quando faccio una previsione voi non potete sentire solamente le previsioni che faccio io quando le azzecco, anche quando le sbaglio. Io vi avevo detto, e infatti me l'hanno anche scritto gli amici bellini su Instagram, avevo paura del Sassuolo, avevo seriamente paura, sensazione di paura. Bene il Napoli col Sassuolo, quindi porta anche bene alle volte essere prudenti. Semplicemente quando facciamo le analisi dei numeri e delle prestazioni a posteriori, a freddo,
tante cose messe poi nei grafici ti danno un quadro chiaro. Il famoso zoom out che ci dice Spalletti è importante, e spero che lui lo stia facendo, lo zoom out, e lo abbia fatto e lo farà a fine stagione con i dati che vi abbiamo fatto vedere noi sono a disposizione, sono gratis per tutti. Se fai lo zoom out, Spalletti, vedrai che sei entrato in Champions, che hai avuto una buona fase difensiva all'inizio, eccetera, eccetera, ma che si sono abbassati parecchi gol fatti, eccetera, eccetera. Con questa partita non droghiamo quelli che sono i gol fatti, perché ricordiamo che farne 6 in una partita piuttosto che farne 2 ogni 3 partite ti porta 3 punti invece che portartene 9. Però è importante fare uno zoom out generale e vedere, per esempio, con Mertens e Osimhen come si è comportata la squadra in campo. Abbiamo perso questo equilibrio? Con onestà, secondo me bisognerebbe dire di no. Anche io Camilla, anche io. Ma il papà di Fluido, hai detto, il papà Fluido ha detto, sì Jacopo, il mio babbo è attore e regista teatrale, sì. Ebbene sì, una settimana fa il Napoli era un morto in campo, oggi hanno pressato per 90 minuti, i conti non mi tornano. Bisogna sempre ragionare sulla testa di una squadra, ragazzi. La testa poi ti muove le gambe, ti fa fare delle cose o ti blocca. È così. Queste cene bisognerebbe farle più spesso. Altro discorso interessante: si può mai pensare che è il ritiro che ti fa vincere queste partite? Il ritiro che poi non si è fatto, il ritiro che è stata una reazione a caldo, la collera, il calore che era salito a De Laurentiis, reazione quasi a cavalcare quello che era il sentimento dei tifosi. Poi si è detto no, è stato Spalletti, poi detto no, Spalletti è d'accordo che meglio facciamo una cena, è meglio non dargli addosso in questo momento, anzi cerchiamo di fare gruppo. E bisogna ragionare su tutte queste cose. Sono umani, mi piace che Luca ce lo ricordiamo che sono esseri umani, ci aspettiamo sempre che come la PlayStation performino per forza. Questi ragazzi secondo me si fanno mangiare troppo dalla pressione. Oggi si vedeva che avevano la testa libera e questo è un tema. Si gioca per lo scudetto come a inizio campionato il Napoli 8 di fila con la testa libera, perché non è che stiamo partendo per vincere lo scudetto. Quando poi le partite si fanno un pochino più che devi approfittarne, ecco che magari anche di testa guardate attore fa. Guardate attore Falanga, che poi si inserisce anche Diego Pugliese. Tore Falanga con i pound, ci dice Mertens, e non è che ce lo dice oggi Tore Falanga, ce lo sta dicendo da parecchi anni Tore Falanga, e ti ringrazio. E devo ringraziare anche Diego Pugliese alla grande, vedi che c'è poi Mertens sotto che ricompare che poi è proprio Mertens. Diego, grazie. A obiettivo raggiunto, posso dire che 8-9 facce non le voglio vedere più con la nostra maglia addosso. I giocatori li voglio giovani e criminali. Basta con i bravi ragazzi che fanno rima con Tafazzi, che poi Tafazzi era quello che praticamente si fustigava da solo. Ricordiamo, con quella bottiglia, faceva troppo ridere. Diego, ti devo dire la verità, io sono d'accordo con te, perché faccio sempre, quando si parla di bravi ragazzi, e lo sappiamo, io faccio sempre l'esempio del Milan che prese Boateng, come Van Bommel, prese dei giocatori che erano pronti, cattivi subito, e cambiarono il volto di una stagione. Cassano, ce lo ricordiamo, eccetera, eccetera. I bravi ragazzi molto spesso possono arrivare, ma poi c'è un limite che non si riesce a superare, magari fare un fallo che intimorisce l'avversario. Il Napoli non lo fa. Buttarsi a terra e prendersi un rigore che non esiste, il Napoli non lo fa. È proprio difficile. E quindi con i bravi ragazzi vincere è difficile, con i criminali vincere è comunque difficile, perché non basta quello, servono tante cose da strutturare nella cosa, però già sarebbe secondo me una cosa importante. Condivido, finalmente abbiamo visto il Napoli con la maglia azzurra, e anche questa è una cosa che condivido tantissimo. Guardate quando è bella, guardate questo sorriso,
rende tutto più bello, anche super reattivi sulle seconde palle nel pressing alto, è vero. Per l'idea di calcio fisico che Spalletti può essere soddisfatto. Ho visto KK ancora un pizzico in difficoltà a tratti. Ciuchi molto bene, ma attenzione, fatemi vedere. Maurizio Farias, sempre super generoso, come dicevi bene tu prima, torta la pressione della Vinci, testa libera. Questo può essere poi il risultato di oggi. Fragili mentalmente, c'è poco da fare. Vabbè, noi l'abbiamo messa nero su bianco, quella canzone resta, ragazzi. Io spero sempre che venga smentito un giorno, e vedo quest'anno a volte l'abbiamo detto che siamo stati forti mentalmente all'inizio, però poi quando le partite sono diventate pesanti a livello di punti siamo un po' venuti meno anche quest'anno, bisogna dire la verità. E Francesco Fucci si inserisce sul treno dei supporters. Secondo me il segreto è stato il non ritiro, hashtag vietato ingolosirsi, il non ritiro, nel senso ritiro però poi non è ritiro, ci facciamo una cena insieme, facciamo un karaoke, una cosa, vado tavolo per tavolo a vedere come stanno, eccetera eccetera. Ma che bello Demme, non so, Mertens, mi viene subito Mertens, ma si torna a Trieste. Gessa, ma sei stato a Napoli? Sei andato allo stadio? Fammi sapere, Marione, il nostro bagnino. Driss con dietro dei Fabian Anghissà che schermano in quel modo ha maledettamente troppo senso, veramente troppo senso. E poi lo sapete che Fabian, vi ripeto, si fa preferire alle volte anche a Demme perché ha anche stazza. Ciao Vale, per me i tifosi sbagliano a dire traditori o Spalletti out e robe così, perché sono esseri umani, ovvio c'è la delusione, ma addirittura offendere no. Ora il mercato deve essere tale. Monks, sposo questo messaggio in toto. Io, lo sapete, il polso dei tifosi, è difficile dire uno ha il polso dei tifosi, perché i tifosi è un animale che si differenzia tantissimo, basta stare in un social piuttosto che un altro e già è diverso. Instagram invece di Facebook, con il nome invece che il nickname su YouTube, è diverso come si atteggiano i tifosi. Però io sono con te, distinto. Ho risposto all'amico Gerardo Marino che posta sempre comunque i gol del Napoli eccetera eccetera sul suo Telegram, e ho detto proprio questo, che è un po' quello che ho scritto nella reaction sul mio canale Telegram. Va bene il rimpianto, va bene quella sensazione, però attenzione a dire vergognatevi, siete peggio, questo Ettori è peggio così, no, su questo io non ci sto. Va bene fare una contestazione educata, come ci hanno detto, va bene pretendere impegno massimo senza dubbio. Quando l'impegno lo vedi, poi non puoi rincarare la dose e dire attenzione così. Esseri umani, dobbiamo ricordarlo, poi gli esseri umani sbagliano. Di fronte agli errori imparare, questo io dico. Li abbiamo visti gli errori, ce li ha detti anche Mertens quali sono stati gli errori fatti quest'anno. Spalletti out sarebbe una follia, come era una follia il Gattuso out, lo capite oggi? Perché era difficile capirlo l'anno scorso, ma oggi lo capite perché era una follia Gattuso out? Perché con un anno in più, avendo conosciuto dentro e fuori e sapendo dove intervenire, è una follia. E Spalletti è stato messo sotto contratto prima che Gattuso facesse i 43 punti del girone di ritorno. Era una follia Gattuso out, ed è una follia oggi Spalletti out, con cui io ce l'ho a morte per Mertens. È una follia, perché adesso che hai un tecnico che conosce dentro e fuori, l'ha detto stampa, i giornalisti, le polemiche, le domande che ti arrivano, dove si mangia bene e dove si mangia male, dove i giocatori ti danno delle garanzie o no? Adesso lo devi confermare per l'anno prossimo se veramente vuoi vincere. Se invece tu vuoi sempre continuare il carro per l'ascesa, ricominciare ogni volta, adesso c'è il momento della rivoluzione. Ospina non si sa, Meret non si sa, Malquit ciao, attenzione agli altri, dobbiamo rinnovare, dobbiamo comprare praticamente anche Sawan, cioè, adesso c'è il momento della rivoluzione, serve uno che conosce le problematiche con esperienza. Spalletti in, lo capite?
Penso di sì, penso che voi lo capite. Fate 2 bagni pure per noi, Mario, su questo non c'è dubbio. Se fosse stato in formissima Di Lorenzo, che combinava? Faceva 3 gol. È chiaro che Di Lorenzo è uno di quei giocatori che la prestazione te la garantisce, e questo mi dovete dare atto, ve l'avevo detto nel video di ieri, se Di Lorenzo sta anche al 70% gioca lui, non c'è dubbio. Sì, Mertens ha parlato dell'anno prossimo e ha anche detto, quindi attenzione, manteniamoci prudenti perché sennò ci rimango male 2 volte, ha anche detto con me o senza di me. Io parlo anche per i tifosi, perché sono tifosi, sono tifoso io per primo. Non c'entra che io firmi il rinnovo o meno, con me o senza di me il Napoli ci deve riprovare l'anno prossimo comprando i giocatori forti e riflettendo sugli errori fatti. Con me o senza di me. Non ti fare male, Vitangelo, non ti fare male, perché ci facciamo male a parlare ancora di scudetto matematicamente possibile. Non ti fare male. Possiamo dirlo che ci è mancata tanto la spinta di Giovannone, senza dubbio. Spalletti d'accordo, però si fosse da spegnere tra Spalletti e Mertens, aia Luigi, aia. Io ho detto Spalletti TVB oggi. Se le deve prendere e portare a casa il TVB Spalletti. Dove sta? Vedi? Gli occhiali del TVB. Non ti so rispondere. Io a Mertens non ci rinuncio. Secondo me, anche se come se fosse fare un passo indietro per il progetto che vi ho detto, però con Mertens, se il nuovo allenatore, se un eventuale nuovo allenatore, Mandarini, il tifoso è tutto istinto, lo striscione in curvaria ferito ad Empoli era lecitissimo. Dire a DL vinci solo tu, e mi sono perso il resto. Mandarini, scrivi di nuovo e ti ringrazio, Robby. Mertens, per me nonostante Spalletti tanto in Mertens. Ti dico, anche io rispondo Mertens a questo punto, perché Mertens, se il nuovo allenatore è intelligente, se lo prende, se lo porta nell'ufficio e si fa dire dentro e fuori come funziona questa squadra, basta una chiacchiera, Mertens te lo spiega, e il nuovo allenatore, invece che partire con dei dubbi, lo mette al centro del progetto. Però Mertens comunque un anno può fare ad alti livelli. Se il Napoli ti garantisse, ok, Spalletti ci credo, partiamo con un discorso anche di settore giovanile guardato da Spalletti con i giocatori a lungo tempo, 4 anni, 5 anni, allora ti direi Spalletti, visto che non mi fido del Napoli, che se Spalletti, miglior allenatore del mondo, pure verrà fatto fuori ad un certo punto, ti rispondo Mertens e mi tengo Mertens il più possibile. Va bene? Mi avete messo in difficoltà. Vedete che Spalletti ad DAZN ha detto che Mertens, se pensa che è stato un rammarico, deve dire chi dei giocatori ha reso meno. Aronna, te lo rispondo io, ti rispondo io. Con Oliveira, Parisi, rinnovo di Mertens. Hai fatto fuori male lui? Che adesso il Giuffrida ha detto che c'ha mercato. Rinnovo di Mertens, Kvaratskhelia, quarto difensore di esperienza. Tameze e Veretù l'anno prossimo possiamo ripuntare alla Champions. Io ero allo stadio in curva B, non puoi immaginare quanti fischi c'erano. Allora Marcello, tu mi dai conferma, al gol di Koulibaly sono partiti fischi, perché io li ho sentiti in TV. Quindi mi potete confermare questa cosa. Il tifoso è tutto istinto, lo striscione è ADL vinci solo tu, invece di ADL, esatto, è un enorme passo avanti. Giusto, bisogna dare atto ai tifosi. Io sceglierei Mertens perché il progetto di Spalletti non è che così sia a lungo termine, se non erano solo un altro anno. Giusto Carlo, giusto, hai ragione. Un altro anno con opzione unilaterale che il Napoli può esercitare, eccetera, eccetera. Spalletti, quando ha parlato di futuro, ha detto il mio futuro è espresso a solo, il mio futuro poi vediamo, io sto bene, ma non l'ho visto, voglio rimanere a vita a Napoli, eccetera, eccetera. Come è anche normale aspettarsi.
Ma un mental coach può essere utile alla squadra, non averlo è un limite della società o della squadra? Non lo so se il mental coach è quello che serve. Per me servirebbe più una figura di un giocatore, cioè uno che conosca più il calcio che la psicologia, quindi un giocatore, un ex giocatore che faccia da tramite delle volte. Il mental coach può aiutare, ma non credo che sia quello che poi ti cambia la stagione. Io l'unico coro che ho sentito alla TV è solo la maglia, se non erro. A tutti i gol più o meno c'erano fischi. Hanno detto, vabbè, vedi, ogni tanto, ma è normale poi nelle curve. Io ho questa sensazione latente che Luciano voglia andare via, magari anche per la distanza dai familiari, le eccessive reazioni della piazza. Può essere, ci aggiungo a questo anche magari si aspettava un rapporto con la società diverso, visto che De Laurenti, e lui ce l'ha detto, è andato alla borbottare per i cambi non fatti, e Spalletti può anche pensare sì, ma mi fai fare a me, che sono queste cose, ti porto in Champions, mi hai chiesto la Champions e che borbotti a fare? Lo può tranquillamente pensare. Allora, Fabio Versatile, è insopportabile questa vittoria, è un'offesa a un popolo intero, come se la volesse lanciare un messaggio alla gente, non è colpa nostra, ADL out si faccia presto, the winner is Fabio Versatile, è finito il tempo degli anelli sotto al naso, ma è normale. Le curve e gli ultra andrebbero proprio aboliti. Io dall'audio di Paramount ho sentito venduti, vedi? Ragazzi, ma te le devi prendere queste cose. Io predicherei non calma, ma insomma io voglio che questa squadra vinca altre 3 partite. Non so se è possibile, non so se è nelle nostre corde, ma io vorrei vincere altre 3 partite. Voglio avere il rimpianto fino alla fine, voglio andarci vicino. Non è come Paolo De Gea che vuole la distanza, io voglio arrivarci vicino, perché se ci vai vicino, se fai il trend positivo è meglio per l'anno prossimo, credete a me. Immagina se fosse entrato Diego nello spogliatoio, vabbè, ma c'è quell'immagine di quando Diego arriva contro la Roma, arriva allo stadio, il Napoli fa quei 2 gol, ma non scherziamo proprio. Per me Spalletti ok, ma se dovesse cambiare De Zerbi, a me De Zerbi non mi convince proprio. De Zerbi, Dionisi, Italiano, devono rivedere assai la fase difensiva, tutti e tre. Sì, fanno delle belle trame d'attacco, senza dubbio, se li fai lavorare ti diverti, ma la fase difensiva la devi rivedere assolutamente. Quindi con De Zerbi per me arriviamo 7imi, 8imi. Serve esperienza. Lo stesso Gattuso a me è piaciuto tanto, ma anche lui peccava di esperienza. Per me meglio un allenatore che ce l'ha l'esperienza e che non ce l'ha. Poche partite di un'Europa. Io credo che l'obiettivo del Napoli sia stato la Champions e che non hanno voluto dare il massimo per vincere lo scudetto apposta. Oggi si è visto un Napoli stellare, a me fa solo rabbia. Giuseppe, non ha senso che loro apposta non vogliono vincere lo scudetto. Non ha senso. Se vogliamo ipotizzare una cosa assurda dove i giocatori sono contro la società, allora tu non devi andare in Champions, perché non gli fai guadagnare soldi alla società e poi cerchi di andartene. Ma ricordate una cosa, se non vai in Champions come è successo l'anno scorso, hai poco mercato anche tu. Ce lo ha detto Spalletti e ce lo ha ripetuto ADL, che ha detto ai giocatori, ha detto voi siete delle aziende di voi stessi, dovete giocare anche per avere più mercato. Quindi i giocatori che non vincono lo scudetto apposta è una follia. Al massimo, se vuoi andare contro, puoi non voler andare in Champions, ma non puoi scegliere. Se stai là e il Milan, basta sentire le parole di Mertens, ma quale non vincere apposta? In curva A c'era il Pampa Sosa, visto, disponibilissimo con gli ultra a fare foto, aspettando la tassa Messico 86. Ragazzi, vi dico, ho visto Roberto, ho visto che tu hai formulato l'acquisto, la tazza Messico 86. Ve lo dico subito, appena c'ho un attimo di tempo devo aumentare il prezzo, vi spiego il perché. Non è perché io sono taccagno o Angiaruso. L'acquisto di Roberto Mandarini, visto che hanno aumentato le tasse in America e la spedizione che è a carico mio, con il prezzo attuale io
da Roberto Mandarini ho guadagnato 0,35 centesimi di dollaro. 0,35 centesimi. Questo vuol dire che se magari la spedizione capita in un altro paese a caso, io vado in negativo. Cioè, se 100 persone decidono di comprarsi la tazza, io vado in bancarotta. Cioè, non mi conviene. Allora, dato che non voglio chiudere completamente il canale perché ci sono delle magliette belline, eccetera, eccetera, lo store fluido.net, purtroppo devo aumentare il prezzo. Quindi se vi va, attualmente 0,3, io pure se vado a 0,0 non fa niente, l'importante è che voi avete la tazza Messico 86 a casa. Per me va benissimo anche a 0, però non ci devo perdere perché altrimenti vado in difficoltà, quindi dovrò aumentare di $1-2 per stare nei tranquilli e per non avere paura che qualcuno se la compra. Quindi siamo agli sgoccioli, appena c'è un attimo di tempo lo faccio, tengo il che fare. Comunque ringrazio Roberto per il supporto. Klopp è irrealizzabile proprio, bello, bellissimo, ma proprio così. Hanno detto venduti solo la maglia, Napoli siamo noi, indegni, andate a lavorare. Sarebbe bello rivedere, ma poi questo anche a fine partita, vi chiedo, anche sul 6-1 a fine partita c'è stata contestazione. Giocatore alla Ibra che possa dare mentalità vincente dentro e fuori dal campo, ma la vedo dura. Io ripeto che Ibra secondo me funziona, ma funziona di più a Milano, che già insomma fa parte dell'ambiente. Non so a Napoli qual è la figura importante, non lo so. È Mertens, onestamente è Mertens. Immagino se il Napoli vincesse lo scudetto, i scommettitori danno la vittoria del Napoli a 50, quasi un centone lo punto. Non buttare soldi, Luigi, non buttare soldi, metti 25 sul Milan e 25 sull'Inter, non ci vinci niente, ma non buttare soldi, Luigi. Pensa che addirittura il mio babbo, che era andato a vedere, adesso, quando ha visto lui era dato a 100 il Napoli, e aveva senso magari farlo così, ma non buttate soldi, non buttate soldi. Abbiamo già un potenziale mental coach che è Mertens. Esatto, Vincenzo, proprio no? Sassuolo con Donisi ha preso 61 gol, ragazzi, ma lo stesso Sarri, maniacale, fase difensiva, calzona. Quindi alle volte non è solamente l'allenatore in se stesso, ma è anche il suo staff, sono i suoi collaboratori che poi si dividono i compiti, eccetera eccetera. Sarri ha preso tanti di quei gol. Ditemi quanti gol ha preso la Lazio quest'anno, avanti, ditemi i numeri anche a fine partita. Il Bari vorrebbe Ibra, sì, come no, Carletto con la vittoria, cioè potrebbe anche volerlo, ma che Ibra vada a Bari la vedo difficile. Carletto con la vittoria della Liga è l'unico ad aver vinto in tutti e 5 i top campionati. Quanto è vero che gli allenatori non rendono se non messi nel contesto giusto. A fine partita Osimhen, che è ancora ragazzo, è stato richiamato da KK perché lo vedeva ridere riguardo i cori contro i tifosi. Avrà detto KK stai tranquillo e andiamo a salutare. Sì, qua ma ci sono molte dinamiche che il buon Osimhen deve comprendere a fondo. 50 gol subiti, so assai. Hanno fischiato anche a fine partita e Koulibaly si è preso collera non applaudendo di fronte alla curva B. Vedi, se poi questo poi si trasferisce in una depressione poi finale, vado in freva. Il Napoli gioca a calcio perché senza pressione, ecco perché ADL deve capire che un Ibra, un vecchio come Benzema servono come il pane. Sarà mica Ciro quello che ci mancava quest'anno? Bella considerazione, perché poi tu puoi parlare di Ibra, puoi parlare di Benzema, ma visto che Ciro il vecchio, che rappresenta un po' tutto questo, potrebbe essere proprio lui. Però lo devi mettere al centro del progetto. E poi Ibra anche dalla panchina si faceva sentire così. Mertens è un po' più amico e meno criminale, il discorso dei criminali che facevamo prima. È proprio così. Ciao, vado a prendere 2 ma quanto è bello, vedi Maurizio?
Volevo prendere 2 tazze Messico, ora che dici che devo vedere ragazzi fammi sapere quando lo fai che le prenoto a prezzo aggiornato. Maurizio, ti rispondo in tempo reale, se ne prendi 2, visto che prendine magari di colore diverso, non lo so, se ne prendi 2, visto che in un ordine la spedizione la pago una volta, comunque c'è più margine per me, quindi ti ringrazio, non devo aggiornare, vai, che poi tu te la sei pagata tutte le volte che sei stato così carino con le donazioni. Vai Maurizio. 30 like e arriviamo a 300. I like scarseggiano, Io Koulibaly lo amo, come no. Se il Monza va in A lo prende, più il Monza avrebbe più senso, sì. Nell'intervista di Alvino a DL ha fatto palesemente capire che non ci sarà mai una figura come Maldini, testuale parole sue, siamo nei top club europei. Sì, ma si parla sempre del passato, eccetera, eccetera. È chiaro che più che dalle parole di ADL, noi dobbiamo guardare quello che è il passato. Oramai siamo a 18 anni di gestione De Laurentiis, se lui non l'ha mai voluta questa figura, prenderla adesso mi sembrerebbe uno slancio di grande... non dico di un mea culpa, ma insomma di rendersi conto che magari se vuoi fare quello scatto in più serve anche quello. Sarebbe un'anomalia. Il fatto che non ha voluto infortunato Spalletti a Mertens perché non l'ha utilizzato, il fatto è che non lo ha voluto infortunato Spalletti a Mertens perché non lo ha utilizzato quest'anno. Non lo ha avuto infortunato, giusto Carlo, lo so, è una domanda che gliel'hanno fatta, lui ha risposto l'equilibrio, la verità lo contesta, lo smentisce. Siamo stati più corti, ma vuoi vedere che Mertens un poco di equilibrio te lo dà? Senza alcun dubbio. Vedo Malquit e vedo Luigi della Vecchia, non scommetto e grande Gigino, grande Luigi. È un consiglio mio. Grazie infinite. Amico mio, se avessimo perso noi 6-1, cosa sarebbe successo? Probabilmente avremmo letto commenti simili ed è triste. Mamma mia, la rivoluzione. Dal finestrino del treno Vega Trieste ma viene a Chiagnere. Vai Marietto, che poi l'altro Marietto era allo stadio, ragazzi. Like per Mario delle Vedove. Ma perché siamo così amareggiati e incazzati? Con il nostro obiettivo era la Champions, l'abbiamo raggiunta e che volete? Ovvero volevate vincere lo scudetto? Brava Angela. Ecco perché quando Valerio Fluido si mette a pompierare di fronte a eventualità che sembravano impossibili a inizio anno, scudetto, questo è l'anno giusto, la rosa più bella dell'eroe De Laurentiis. Io pompiero. Perché pompiero? Non perché voglio rubarvi i sogni, ma perché la prudenza poi vi evita le intossicate che tutti gli anni puntualmente, perché il minuto di Koller è così. Champions, ottenuto benissimo, adesso chiedo un altro obiettivo, terzo posto, voglio vedere la Juventus dietro, ricordiamoci l'umiliazione dell'anno scorso, umiliati perché abbiamo steccato il Verona e abbiamo creato la storia per la Juventus su Amazon Prime, umiliatissimi, e poi non c'era mercato per questi giocatori. Voglio arrivare terzo, se arrivi terzo c'è più mercato, mi sentite? Voglio arrivare terzo, non voglio sapere niente, voglio mettere le basi per l'anno prossimo. Non vogliamo vincere la Champions, ma mi dà fastidio che non sputano sangue per tutti i 90 minuti. Non c'è dubbio. L'acquisto di Osimhen e ora Kvaratskhelia sono passi importanti, visto che sembrano avidi e forti di mente. Sicuramente hanno fame, sicuramente Osimhen ha dimostrato di avere fame, di non soffrire quella cosa prettamente napoletana, tutti ce l'hanno con noi, eccetera, eccetera. Kvaratskhelia lo dobbiamo ancora vedere all'opera. Io vorrei un Napoli fisico massiccio l'anno prossimo, quando manca un Anghissà deve esserci un altro sostituto che mette quei muscoli senza dubbio, ed lo vuole anche Spalletti. D'accordissimo con te, terzo posto d'obbligo.
Angelo, non volevamo vincere lo scudetto, ma la partita di Empoli crea scoramento, e non c'è dubbio, ragazzi. Ho visto che sei infortunato, ragazzi, però tutti quanti che mi giravano sta notizia, è un infortunio, capita a tutti, voglio dire, non penso sia una cosa gravissima, tutti subito a fare la battuta, si sta abituando, appena De Laurentiis ha detto è un giocatore nostro, si è infortunato. lo so, è una considerazione che fa ridere, ma non credo sia un infortunio grave, si riprenderà, e quando sarà l'anno prossimo, dai. Mertens ha parlato per tutto lo spogliatoio, questo Napoli deve giocare d'attacco. Ricordate il discorso palleggiare in faccia? Questa squadra soffre le ultime scelte difensive dell'allenatore, e io sono d'accordo al 100% con Cromosoma N, che bel nome. Quali giocatori ipoteticamente ti piacerebbe vedere l'anno prossimo, amico mio? Di quelli che abbiamo, io confermo Rachmani, confermo Di Lorenzo, confermo Elmas, bisogna ragionare su Lozano, confermo Osimhen, per me Osimhen va tenuto, perché poi te lo vendi e devi ricominciare da capo. Non ce la faccio. Abbiamo tanti giocatori che già se ne vanno di per loro, e quindi dobbiamo sostituire quelli. Ce l'aveva la figura Pippi Marino, come l'ho allontanato, sono iniziati i primi problemi. Sì, sicuramente Marino era uno di quelli che capiva di calcio. Appena DL ha intuito, ha detto ok, sono stato un po' con Marino, adesso ne capisco anche io. È chiaro che faceva comodo una figura di uno che ne ha vissute e quante. L'anno prossimo, da novembre a gennaio, che facciamo? Mamma che anzi, tu giustamente stai pensando al mondiale. Che ci guardiamo quelli che sono i giocatori nostri del Napoli che partecipano al mondiale, e vediamo. Pare che questo mondialito non si farà, magari si riposano un attimo se non sono convocati tutti quanti. Perché non arrivare secondo e arriverebbero più soldi? Senza dubbio, Giovanni, però la vedo difficile visto il calendario e visto che l'Inter ne ha steccata un'altra che non era preventivabile. Secondo me adesso l'Inter fa bottino pieno. Il Milan magari può steccarne uno, può pareggiarne una, queste sono le mie previsioni, così, però vediamo l'imponderabile. È chiaro che il Napoli mi deve dimostrare che sta lì ad azzannare se qualcuno scivola ancora, questo mi devono dimostrare. Politano latitante, potrebbe essere dovuto al fatto che Lozano al 90% sarà titolare a sinistra post Insigne e magari gli sta facendo recuperare minuti avendo impiegato Poli all'inizio. Spunto interessante di Valentina. È chiaro che è una questione più psicologica, cioè perché Lozano a destra fa un lavoro completamente diverso rispetto a Insigne. Come abbiamo visto anche quest'anno, Insigne inamovibile, anche senza contratto, anche se non segnava su azione. Insigne è sempre al centro della manovra. Lozano a sinistra è più che un'ipotesi, che si gioca nel posto magari con Kvaratskhelia primo cambio, e a destra si parte con Politano, bisogna capire un asse, eccetera eccetera, con quelli che abbiamo adesso. Però sappiamo anche che Spalletti ogni tanto ha messo quell'Elmas a destra, ci ha messo Zielinski anche a destra, che non aveva senso. Lo stesso Elmas può partire titolare secondo me a sinistra meglio che a destra per caratteristiche naturali, e Lozano può essere che questo sia un auspicio per una titolarità più definita l'anno prossimo. Un altro giocatore che dà muscoli ma è anche tecnico è So, non lo conosco, dimmi tu questo chi è. Non volevamo vincere lo scudetto, il campionato è talmente scarso che se non avessimo fatto i mollaccioni potevamo provarci. Il certo posto è positivo, visti 2 anni senza Champions League. Puoi abbonarti al canale per avere badge, eccetera eccetera. E volano i messaggi. Zizio Kvaratskhelia, così soprannominato da DL per il fatto che ha segnato contro Spagna e Svezia di Ibra, sembra promettere in Europa, ma spero che a sinistra si compri una alla David Nunez del Benfica. Dello spogliatoio, dentro e fuori dal campo, Valerio, introduci questo concetto. Aspetta, fammi vedere, forse tu l'avevi iniziato, ma vogliamo parlare dell'importanza del saper parlare italiano, inglese, francese? Amico mio,
tu sono contento che hai cominciato a scrivere, non so da quanto tempo mi segui, ma il concetto delle lingue io sono l'unico a Napoli ad averle parlato, proprio l'unico, e rivendico questa cosa, e gli amici bellini della community, quelli là della prima ora, te lo possono confermare. Ne parlo sempre, ne ho parlato sempre in tempi non sospetti. Saper comunicare, sapere tutte le lingue in un calcio moderno che è fatto da internazionalità eccetera eccetera è importantissimo. Tu vai in Europa League, devi parlare in inglese con un arbitro e il modo in cui ti rivolgi, le parole che scegli fanno la differenza sulla prossima munizione che ti prendi o non ti prendi. Oltre al dentro e fuori dal campo, lo spogliatoio, i compagni, se devi fare una cazziata devi sapere come farla, perché se usi le parole povere, no? Le poche parole che fai possono essere più offensive di altre. Se le usi bene invece le parole, la critica cazziata può portarti punti. Importantissimo, mi fa piacere che me lo ricordi di ribadirlo, ma io sono l'unico a Napoli, mi prendo questa cosa, sono l'unico a Napoli che ha sempre detto questa cosa qua. Sempre. Tamese, come dice Anghissà, è perfetto. A me piace Tamese. Un po' in là con gli anni. Dem dice lo Botka, Baracca al posto di Fabian e Zielinski non mi dispiacerebbe. Non mi dispiacerebbe. Sì, Marco, sei pazzo a crederci ancora e ci sta, il tifoso è pazzo, però sì, sei pazzo. Sei pazzissimo. Ricordando Mazzarri che non si faceva capire da Vargas. Mazzarri, l'ultimo punto l'ha fatto con il Napoli? Una roba pazzesca. Conoscere Nadeling aiuta dentro e fuori dal campo per i nuovi arrivi, certo, cioè ci mettono un anno, certo. Buonasera a tutti, chiedo scusa, ma che scusa per il ritardo, dopo lo stadio ho avuto il che fare, posso entrare per raccontare il clima? Sì, però ti devo mandare il linketto e allora io faccio subito questa cosa al volo, al volissimo, frattempo che sappiamo anche che ci raggiungerà Guido. Io faccio questa cosa al volissimo perché avere Mario delle Vedove è un privilegio. Mi metto le cuffiette, raggiungo il Marietto delle Vedove. Come si fa? Dove sta Mario? Ecco qua. Tutte le cose così e sentiamo il nostro inviato appena ci entra. Kirikes è stato un pochino Mertens addosso, ragazzi, giornata d'inferno per Kirikes con Mertens addosso. Che scherziamo. Mertens, KK, Anghissà e Gulan parlano tutte le lingue dello spogliatoio tranne il georgiano. È buono questo spunto del georgiano, perché poi subito appena arrivi sbagli una partita, non sei buono, papponi, avete comprato uno scarso. Un attimo, aspettate un secondo, già sento è un campione, già sento è scarso. Calma, ancora non vogliamo capire che dobbiamo essere calmi. Ha vinto anche il caso lo Sassuolo un paio di giorni fa. Ok, bene. Allora, ho intravisto una cosa, ma non è... Vediamo un pochino. Un applauso a Marietto dal ritorno dal Maradona. So che sai, vivi all'estero, io voglio che venga ricordato e gli venga data l'importanza. Sì, Giacomo, hai ragione. Hai perfettamente ragione. Che ne pensi delle parole di Spalletti sui giocatori in vetrina? Nicola, me l'hanno già accennata questa cosa. Aspetto di ascoltarle dalla viva voce di Spalletti, ma nel frattempo guardate che entrano insieme, una cosa bellissima. No, non ci credo. È 1-2. Grande Guido, ciao. Grande Mario, buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Mario, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare gli elettricisti. Sì. Io lascerei subito la parola al più importante di noi tre che... No, dai.
No, Marietto, mi faceva piacere questa cosa che tu, essendo stato a Maradona, ci potevi dare un'impressione proprio dal vivo di quello che è stato l'ambiente dopo una vittoria così roboante. Allora, io premetto che già mi ero organizzato per andare allo stadio, già prima di quello che è successo con Empoli, Roma e Fiorentina, però ero molto contento di andare oggi allo stadio perché dopo quello che è successo volevo anche sostenere i ragazzi perché poi lo sapevo cosa sarebbe successo. Non è stata la mia prima volta allo stadio, io ho portato, c'era anche mio cugino che era la sua prima volta allo stadio, e a me una cosa che mi è venuta in mente è che mio cugino che è del nord, c'è mio zio che è di qua e poi si è emigrato ed era la prima volta allo stadio. Una cosa che mi è venuta in mente è che oggi c'era veramente poca gente e che la mia prima volta allo stadio a me mi ha impressionato perché c'erano le curve piene, la gente che cantava. Oggi è stato tutto un altro mondo, poi i cori erano principalmente contro le Laurentiis e poi anche cori non belli come quelli contro la polizia, però diciamo che è stato un clima veramente. Poi diciamo che con il continuo della partita e con un Napoli così dominante, diciamo che un po' il clima si è un poco anche, diciamo, tranquillizzato. Poi Sì. a fine primo tempo la curva ha fatto lo striscione sull'Empoli di 22 aprile, quello lì, e che penso che avete visto in televisione, e poi comunque anche le curve nel secondo tempo diciamo che hanno iniziato anche un po' più a cantare e quindi lo stadio diciamo che è tornato a essere uno stadio e non semplicemente gente un contenitore della contestazione, che un contenitore di insulti, ecco. Bene, grazie Maretto per questa testimonianza autentica. Il passaggio che fai giustamente tu, il tuo cugino per la prima volta allo stadio si è visto questo e quindi questa sarà la sua impressione per sempre della prima volta. Penso, io ritorno a pensare sempre al tifoso giapponese che si è visto quel poco e insomma ci sono parecchi spunti. Guido, che ci dici? Innanzitutto facciamo i complimenti a un signore del calcio come Carlo Ancelotti, che oggi diventa il primo allenatore al mondo a aver vinto i 5 campionati maggiori d'Europa. L'ha vinto con grandi squadre, ma chi vince ha sempre meriti e poi chi vince con classe ha più meriti. E Ancelotti non solo ha vinto, ma ha vinto con classe, che è molto difficile saper vincere. C'è una società che non sa vincere, ma soprattutto non sa perdere, che è la cosa più facile invece. È scomparso, pare questa sia la terza volta, e purtroppo è vero, uno dei padroni del calcio, Mino Raiola. Sì. E qui diciamo ci fermiamo. Io avevo detto la settimana scorsa, se c'è la partita che Napoli vince e col Sassuolo non deve arrivare all'ultima, non avevo molti dubbi su questa partita. Dice molte cose già durante la settimana e anche durante diciamo il battibecco solo da una parte, proprio finale. Abbiamo capito perché Mertens non ha giocato, abbiamo capito perché Mertens ci saluterà a Napoli-Genova. Non voglio ancora pensarci. Sbagli, Valerio, quando ti fai, diciamo, confondere da quel noi, è un noi di appartenenza al popolo, alla città, all'ambiente, ai colori, altrimenti non chiameresti tuo figlio di una famiglia belga con nonni e nonne fiamminghi, con un nome talmente banale, no? Ciro si chiama mio padre, quindi ma sia adesso qualcuno insulta, come ti sei permesso? Però diciamo non è un nome internazionale, no? Certo. Non è John, non è Frank, non è quello. Io credo che quello è veramente un messaggio forte
al futuro proprio della società, ai tifosi, no? A non disunirsi, direbbe Paolo Sorrentino, non a un futuro. Poi lui ha voluto specificare, con me o senza di me non cambia, vedi, che ci sia o che non ci sia, non cambia quello che deve essere. Mamma mia, manco mi avesse visto, letto, no? Non ha usato la parola che ho usato io, l'espressione l'orizzonte sportivo, però quello era. Però quello era. Sì. Quello era l'orizzonte sportivo. Sulla partita di oggi non vorrei manco soltanto soffermarmi, perché non ti deve fare, diciamo, confondere una partita chiaramente dominata, così bella, tutto quello che vogliamo. Non mi piacciono le polemiche di Spalletti. Non mi sta piacendo il clima che c'è. Sai quanto io sia un uomo pacifico, perché per me la stagione è finita, e ora vi faccio vedere con numeri a Cagliari. Ciascuno di noi è libero di dire quello che vuole, a scegliersi anche i consulenti che vuole, e quindi dire che il Cagliari è la squadra che deciderà lo scudetto, che farà perdere punti alla Juve, all'Inter, al Milan, come dire. Per me Cagliari è una squadra meno che mediocre, allenata da un allenatore che non ha mai fatto il salto di qualità, le ha perse tutte con le big dopo, e non solo. Ti mando subito, parliamo subito di date, ti mando subito qualche numero, così siamo calmi, freddi, costruttivi, come piace un termine che io detesto, la critica costruttiva. Non significa nulla. Vediamo questa cosa. Ed è perché io usai la parola orizzonte sportivo. Perché poi la domanda che molti si stanno facendo, no? Perché, com'è possibile che si è spenta la luce, no? E si riaccende? Non si è spenta e non si è riaccesa. Vediamoci questo primo confronto. Sì, allora nel frattempo che io prendo questo tuo schemino, questo tuo grafico, ti faccio leggere questo messaggio del video che era a inizio proprio live, e volevo giusto un tuo commento veloce. Dipende che cosa grandi citazioni, no? Una grandissima del cinema, Lina Vertune, un altro grandissimo del cinema. Purtroppo tutti i registi scomparsi, e poi Alan J. Pakula, Tutti gli uomini del presidente. Tutti gli uomini del presidente è sullo scandalo del Watergate, bisogna poi vedere come lo vuoi contestualizzare. In realtà qui non ci sono gli uomini del presidente, è proprio la mancanza degli uomini del presidente. Forse travolti da non solo il destino nell'azzurro mare del presidente. Facciamo un miscuglio. E uomini contro? No, non è. Il Napoli vince le prime 8 partite, pareggia a Roma. Io ero abbastanza arrabbiato. Dissi che non mi portavo lo 0,1% di possibilità del Napoli vincitore del campionato. Vi dissi la prima giornata, detto aspettiamo la 12ª, tutte cose qua, però il Napoli non vinceva lo scudetto per questi e questi motivi. Però dissi l'unica strada, se mai dovesse verificarsi, il Napoli non vincerà lo scudetto, lo stravincerà, cioè si mette in testa dalla prima del campionato, non abbandona mai la testa del campionato. Sull'onda dell'entusiasmo di una squadra che continua a far punti, vincerà lo scudetto. Qualcuno molto più bravo di me avrebbe detto per distacco. Cosa che non è avvenuta, cioè il Napoli non aveva la forza di fare sorpasso, farsi sorpassare contro sorpasso. La partita con la Roma è la partita secondo me prima chiave, perché è una di quelle partite bivio, come la definisco così. C'è chi mi attaccò dicendo c'è chi pretende che il Napoli voglia vincere tutte le partite, e proprio io che sono così attento con i numeri non solo non pretendo nulla, è diverso, cioè ora sono quelle partite come quando andammo a vincere a Roma dopo un litigio con un bellissimo gol di Maradona, e poi andammo a vincere a Torino con la Juve. Nelle prime 11 giornate il Napoli ha fatto, Valerio, 31 punti. È chiaro che è impensabile, no? Perché fece tutta vittoria, quel pareggio, e poi ha fatto altre vittorie. È impensabile che tu mantenga questa media. Per quanto mi riguarda, io non pretendo nulla dalla vita, figuriamoci da una squadra di calcio dove tu non hai né pretese né puoi influire sui risultati, che avesse quella media. Non pretendevo manco che avesse il 2,4 di punti a partita, 2,2, nemmeno 2,0, nemmeno 1,9, che pure sarebbe buono.
nemmeno 1,87, che è la media del Napoli dei punti nelle ultime 130 giornate, mi bastava avere una media di 1,8, ovvero scendere come media rispetto alla media degli ultimi 4 campionati che non ci hanno visto andare in Champions, 3 campionati e mezzo che non ci hanno visto andare in Champions, perché considerate che se fate una media 1,7 sono 66-67 punti a partita. Se ci fate caso, io non è che sparo numeri a cacchio, con questa media 1,8 nelle restanti partite, il Napoli avrebbe totalizzato 79,6 punti, 80 punti, che è quelli che io ho detto è la quota sicurezza per andare in Champions. Quindi dopo le prime famose 11 giornate, con un crollo totale della media, perché chiaramente non puoi avere una media di 2,8 punti a partita, con un crollo di una media di un punto da 2,8 a 1,8, che è inferiore alla media che stiamo avendo negli ultime 130 giornate, che è 1,87, il Napoli avrebbe fatto 80 punti, che non è la media scudetto, eccetera. Nelle successive giornate, cioè da dopo l'11ª non considero la giornata di oggi, no? Quindi dalla 12ª giornata alla 34ª, il Napoli, sapete che media ha avuto? 1,5. Esatto, il primo dato che si vede qui a destra. Aspetta, 1,5. No, poi ti ho fatto un'ulteriore divisione, 1,5. Una cosa drammatica, cioè il Napoli ha fatto, tolta la partita di oggi, 28 punti nel girone di ritorno, più nelle successive partite dopo quel famoso inizio 8 punti. 28 e 8 sono 30, sono 36. Sulle vie è una media bassissima. Ma quando si è stata spenta la luce, ragazzi? È stata spenta la luce dopo la partita con l'Inter. Dopo quella famosa settimana che vi ho detto, noi usciamo da tutto, no? Barcellona, Inter. Da quel punto in poi, quindi se noi analizziamo le prime 24 giornate, comunque era una media allo stesso altissima, nonostante il crollo delle ultime 8 giornate, dove Napoli ha fatto un pareggio, una sconfitta, un'altra vittoria, poi ha perso 2 partite in casa, ha perso l'ultima addirittura in casa, quindi ha avuto un tracollo, però diciamo poi ha rialzato un po' la media. Nelle prime 24 giornate ha fatto 52 punti con una media di 2,16. Nelle successive 10, quando subito dopo la partita con l'Inter, poi esci dalle coppe perché dovevamo uscire, il Napoli ha avuto un crollo, 1,5 punti a partita. Questa non è aggiornata oggi, perché è un crollo di tutti i rendimenti, perché vedete quanti tiri, cioè abbiamo perso quasi più di 4 tiri a partita fuori dallo specchio, 1 tiro e 3 nello specchio. I gol sono scesi a partita, è molto salita la percentuale dei gol subiti, perché abbiamo subito 16 gol in 24 giornate e 14 in 10 giornate, con chiaramente, se scendi, un saldo negativo anche tra i tiri nello specchio e fuori dallo specchio. Addirittura prima avevamo 151 tiri il saldo tra tiri fuori nello specchio e 55 nello specchio, addirittura è crollato. Quindi in quel periodo d'oro dove noi dovevamo spaccare il mondo perché usciamo dalle coppe, invece il Napoli ha staccato la spina. Ecco perché io ho usato la parola orizzonte sportivo, perché se la società ti dà un orizzonte sportivo che non c'è, tu puoi benissimo uscire, sei, come posso dire, quasi giustificato uscire dalle coppe, e tutto l'ambiente addirittura non è che ti giustifica, te lo sta chiedendo, perché è l'unico modo per vincere. Quando il passato in questi anni ti ha insegnato che quando sei uscito dalle coppe hai sempre fatto peggio come media punti, quindi la storia basterebbe studiarla, andare a studiare le tabelline, ti ha detto guardate che quando l'abbiamo fatto non è andata bene, quindi perché dobbiamo continuare questa strada? E il premio per andare in Champions, Valerio, qual è? Che l'anno prossimo ci sarà un forte ridimensionamento, anche se vai in Champions, del monte ingaggi, chi resta e chi non resta, anche chi resta, non diciamo che non resta. Quindi con un'idea, detto che determinati giocatori non potranno mai venire a Napoli, non sono invogliati né da un punto di vista delle vittorie, perché è una società che ti chiede di non vincere, e né da un punto di vista dice vabbè, me ne frego di non vincere, però mi danno un pacco di soldi come se vai a giocare a Dubai o nella serie americana. No, anche in quello tu c'è un passamento là.
Ecco che il nostro orizzonte sportivo, quando io ho parlato, è questo tipo di orizzonte sportivo. La squadra ha vivacchiato, ha staccato la spina, e noi è sbagliato prendersela col Malquit, Meret, questo giustizialismo che la stampa, troppa stampa, fa ogni anno e fomenta i tifosi, perché comunque quello è stato il momento di rottura, il pareggio con l'Inter, dove, parliamoci chiaro, ha lasciato lo scudetto perché tu la devi battere l'Inter, sia per guadagnare punti e perché avevi perso, seguito da un pareggio col Cagliari che è stato quasi giustificato perché il Cagliari è forte, si dissero è una squadretta il Cagliari, e da quel momento la nostra media punti, nonostante siamo usciti dalle coppie dopo con il Cagliari, è stata di 1,5 punti a partita. E ripeto, negli ultimi 130 partite la nostra media è 1,87. Io chiedevo addirittura un abbassamento di questa media, 1,8, quindi il Guido Gentile non aveva nessuna pretesa che dobbiamo vincere tutte o dobbiamo avere 2,8, 2 punti, manco 2, addirittura un peggioramento generale della nostra media, ma noi non siamo peggiorati, abbiamo staccato la spina. E finisco, Valerio, l'abbiamo detto nella bellissima vostra, io faccio solo disastri, live dei numeri, nello sport, soprattutto nello sport di squadra, quando stacchi la spina non la riaccendi immediatamente, anche se hai le gambe più allenate, non è così, ci vuole molto tempo e probabilmente noi la riaccenderemo forse a fine campionato, quando non serve più a nulla. Allora vai. Dici Mario, dici. No, ti volevo chiedere, per far capire, ma 1,5 a partita di solito che media è in classifica? Cioè, che squadre in classifica? Ti vai poco sopra la media salvezza, perché 1 punto e 75 fai 67 punti che vai in Europa League, quindi 1,5 è una media di una totale nullità e mediocrità, nel senso che non fai nulla, è una media molto bassa. Parliamo di Torino, Sassuolo. Media classifica. Sì, sono una proiezione di 57 punti a partita. Infatti, ho detto, ti salvi ampiamente, perché adesso poi ti mando un'altra. Siccome Spalletti ha detto il campionato si è livellato, se vediamo i punti, il campionato è veramente basso. E io concordo, e lì non per un amore umano del giocatore, con l'analisi di Dries Mertens, questa è il più grande, detto io, lui faceva parte della Lega Brigata dei 91, questo è un delitto, lo sa, le squadre sono tendenzialmente tutte mediocri. Chiaramente a noi mancavano tutti quei famosi 7 elementi che poi si ripercuotono anche sui giocatori in campo, però ho detto non tiriamo fuori delle cose, aspetta che te lo trovo, che non esistono, perché per esempio, te la sto mandando, la lotta per la Serie B è costantemente quella ed è nulla, come abbiamo detto, cioè alla fine sono 4 squadre quest'anno che lottano e che lottano da tante giornate, quindi noi abbiamo perso con un Empoli che non vinceva dalla partita al San Paolo, che non lotta per nulla, perché in nessun campionato tu ti puoi permettere di stare 16 partite senza vincere e fare la seconda prestazione dopo il Venezia peggiore del campionato, e non essere risucchiato dalla classifica, cioè vivacchiare lì, nessuno ti guarda manco col binocolo, quindi hai perso con una squadra che non aveva le famose, perché oggi ho detto però il Napoli ha perso con una squadra che non aveva motivazioni. Finiamola questa Albi, a parte che dovevi avere tu le motivazioni, perché comunque eri ancora a ridosso delle milanesi, quindi avevi una squadra che aveva le massime motivazioni. Che cosa c'è di più di vincere uno scudetto? È una squadra che non ha nessuna motivazione, non mi sta bene quello che ti ho mandato un altro, che poi non è un grafico, grafici sono quelli, uno schemetto più, dove vedi che la media del quart'ultimo posto è quella. Cioè, noi buttiamo sentenze, stracciamo tesserini, facciamo cose lì e va benissimo, però poi quando si fanno delle sentenze sparando a zero, basate sul nulla, non sui numeri, non mi sta bene, perché questo è aggiornato alla giornata di oggi, non sappiamo, la Salernitana deve recuperare una partita, cioè ragazzi ci si salva con 33 punti, perché dobbiamo, e ci si salverà anche quest'anno con 33 punti, forse è un po' cresciuto il fatto che quest'anno l'ultima in classifica ha un po' più punti rispetto a 19, 18, come si chiama,
però guardate la terzultima, ha molti meno punti rispetto ai 29, 29, 29, 29, 31 rispetto... È vero, probabilmente la Salernitana se recupera la partita e vince col Venezia ne ha 28, ma è una balla. Sono meno del Benevento. Però è meno dei 29 del Lecce, è meno del Benevento. Guardate la Sampdoria, quart'ultima, guardatela, cioè 30 punti, diciamo che oggi vince. L'anno scorso la quart'ultima aveva 34, l'anno prima 36, eccetera, eccetera. Quindi il Torino 35, 36, 37, 30. Andiamo a vedere, salendo invece le sett'ultima, sest'ultima, eccetera, avevano più punti rispetto a quelle di... Questo è proprio illuminante, perché noi, concentrandoci sempre sul Napoli, fortunatamente i numeri della lotta alla retrocessione li conosciamo poco, ma questo qua è veramente illuminante per farci capire il livello di questo campionato, e non si può dire che si è livellato verso l'alto come qualcuno dice, allora le più piccole sono migliori. Lo abbiamo apprezzato. A inizio campionato abbiamo scherzato, siamo in sintonia, Cileggi, eccetera. Non mi sta bene quello che ha detto, perché tutte le squadre sono scese, non mi sta bene. Lui dice, a parte che si vedono partite molto brutte, non è solo un fatto di punti, sì. Caro, però su la qualità del calcio espresso, io non sono nessuno nella vita, attenzione, però lì sono nessuno di non nessuno, perché una persona mi può dire io mi sono divertito a vedere Verona Udinese, faccio una partita per caso, e tu non gli puoi dire nulla per sedere. Però sui confronti con l'anno scorso, lì no, lì dobbiamo essere tutti d'accordo. Atalanta meno 14, Inter meno 10, Juventus meno 3, Lazio meno 9. Sappia che la Samp ha appena vinto, Criscita ha sbagliato il rigore al 97esimo. Sì, esatto. Diciamo, c'è tutte le big, c'è una sola squadra che è cresciuta, il Milan, più 5, e casualmente in testa alla classifica. La famosa classifica che non viene mai citata, e Valerio disse io non l'avevo mai sentita, ringrazio Guido, la classifica Guido, che è quella che poi mi fa essere molto preciso nel girone di ritorno, cioè il famoso confronto con te stesso, e tu vedi come facevi a vincere lo scudetto, che noi dalla prima giornata, ok, il famoso pareggio va bene con la Juve, però è incominciato che tu inizi il girone di ritorno con meno 2, quindi hai fatto 39 punti, ne devi fare molti di più degli avversari che hanno fatto 46-42, e inizi che ne stai facendo già meno. Con l'handicap, e sei dalla prima giornata, poi ne prendi un altro di handicap. Oggi siamo a meno 2, se ne abbiamo fatti 39 e stiamo a meno 2, ma c'è chi ti ha scritto, ho letto, ma Valerio ancora lo scudetto, ragazzi, noi chiuderemo se ci va bene a 77 punti, perché che facciamo un pareggio e 2 vittorie se ci va bene a Torino, ma puoi mai vincere uno scudetto a 77 punti? Non ci prendiamo in giro. Ho detto anche gli altri hanno steccato, lo so, però partivano da 46 e 42. Tu che stai inseguendo, che non ti puoi permettere il lusso di andare sotto a questa classifica, perché devi necessariamente andare sopra. Quindi è stata non un'illusione, è stata molto peggio, che tra l'altro i numeri di Antok e Sasa ogni domenica diciamo noi non siamo in media, ci siamo fatti la nostra Champions League, e qui viene la domanda che ho fatto l'altra volta e rifarò: l'orizzonte sportivo per far cosa? Non perché è morto il mondo, perché Mertens l'abbiamo comprato, e io ho citato Caillon, a 9 milioni e mezzo. È chiaro che io non ti citerò mai Mertens, perché il colpo di Mertens sarebbe troppo facile che uno dice siamo così bravi da comprare altri 30 Mertens. Come fai? Cioè tu becchi un giocatore a quella cifra bassissima che diventerà il top scorer non solo di tutti i tempi, ma un giocatore di quella personalità. Chi di noi non vorrebbe che Giuntoli ogni anno beccasse 3 colpi del genere? Ma è un sogno. Ho detto basta anche un Caillon, non che Caillon sia un giocatore scarso, professionista esemplare di rendimento, grande rendimento, serio fuori e dentro il campo, serio con lo spogliatoio, fisico integerrimo, perché probabilmente farà una vita molto salutare, famiglia salutare. Ho detto solidità, perché Mertens è il colpaccio del secolo, cioè tu compri un giocatore, non cito manco chi lo aveva detto che non avrebbe fatto 10 giornate, e ti fa questa carriera. È troppo facile citare come esempio lui. Andiamo in basso, quindi non è che non riusciremo a comprare questi giocatori, però il nostro orizzonte sportivo è anche attrattivo, nel senso che poi le squadre, i giocatori forti attraggono altri giocatori forti, perché è sempre stato così. Gli anni di Maradona, tu non avevi Ronaldo Bianchi che non voleva venire a giocare a Napoli, c'era il problema di chi voleva venire a giocare a Napoli.
E tant'è vero che erano i due attaccanti più forti del mondo e probabilmente tra i 10 più forti di tutti i tempi. Van Basten e Careca, uno è andato a Milano di Berlusconi e uno a Napoli, con tutto che con lo stesso c'avevi un attacco forte perché c'avevi Giordano e Maradona. Caspita. Mario poi ti voleva chiedere una cosa. No, volevo dire una cosa. Sì, è vero che Mertens è il colpo del secolo, però il fatto è che in quegli anni ne abbiamo fatti tanti così. Sì. No, Mario, dicevo, sarebbe troppo facile per me auspicare, sperare, dire, perché è anche, insomma, come vuoi dire, troppo bello. No, ho detto, l'anno prossimo Giuntoli ci prende il nuovo Mertens, ma figurati, saremo contentissimi per noi, per lui. Ho detto, io resto umile, resto prudente, e questa mia umiltà, prudenza e studio mi ha sempre portato a non fare figuracce. E dico, basterebbe che ogni anno quando stavamo con Sarri ne prendevamo uno, adesso ne servono 5. Io ho detto, Giuntoli di 5 nuovi acquisti purtroppo è costretto a non sbagliarne nessuno, ne può sbagliare uno, perché la squadra va rifondata, ma rifondata con questa percezione, non è che un giocatore pagato di meno sarà un giocatore scarso, è il punto che adesso entri in un circuito sicuramente meno appetibile anche perché hai una società che non ti chiede di vincere. Allora che Fabian Ruiz, che non è fortissimo, a un certo punto stacchi la spina perché lotti per nulla, ragazzi, non dovevi uscire dalle coppe, è stato un errore strategico grandissimo, e vedi anche il calo di rendimento, perché non te la puoi manco giocare, come è stato detto, ma come si fa a dire una bestialità del genere? È stagione logorante, l'ho fatto vedere con i numeri la puntata vostra, e Napoli farà 47 partite a fine campionato, che è il risultato peggiore, no? Dall'epoca di Donadoni. Detto, noi facevamo 48, 50, e bravo, grazie, vale, gentilissimo, subito questi sono numeri, ragazzi. Non facevamo meno di 48 partite, vedete da quando. Però che 50, 48, 50 non è una grandissima stagione, significa uscire subito ai primi turni quest'anno molte di meno, perché non siamo usciti subito anche dalla Coppa Italia, quindi non è stata una stagione regolante. Non puoi dare la scusa ai giocatori in scadenza, perché ce l'hanno tutte le squadre, se vai a vedere la Juve, anche il Big, è perché i giocatori in scadenza non hanno reso meno. Te la puoi prendere con Ospina? No. Te la puoi prendere con Mertens? No, semmai perché ha giocato così poco. Te la puoi prendere con Insigne? No. Quello Insigne non ha fatto né di più né di meno. Non possiamo dire. Quelli sono i suoi limiti, quelle sono le sue caratteristiche. Anzi, è stato anche un cecchino implacabile ai rigori. Non puoi prendertela con l'impegno, perché il ragazzo ci ha messo sempre il massimo impegno. Anzi, adesso che ha ritrovato Ciruzzo, si è visto che gioca più leggero e mamma mia, fatemelo sottolineare che quello in coppia sono proprio due giocatori ragazzi, Mertens non finisco, non te la puoi prendere con tutti i giocatori in scadenza. Zelinski non era in scadenza, quindi scusa della stagione lunga e logorante, no. Scusa dei 5 giocatori scadenti, con Gulam non gioca, che poi e non è un giocatore che ha fatto, poi ti lascio la parola Mario, polemiche, ma mai, non adesso, mai, compatta, lo vanno sempre a abbracciare. Quindi togliamo questi due alibi che vengono detti, no? Il Covid l'hanno avuto tutte le squadre, un sacco di giocatori, la stagione non è stata lunga e i giocatori in scadenza hanno dato il loro contributo, anche qualcosa in più, no? E quindi quali sono le altre motivazioni? È che tu non hai avuto un orizzonte sportivo. Una volta che tu togli l'orizzonte sportivo, attenzione, non sto mandando questo messaggio che i giocatori sono lavativi, venduti, cioè anche a livello subinconscio. Io credo che siano delle persone eccezionali, tutti gli allenatori hanno sempre detto è un gruppo eccezionale. Ma perché ci sono sempre società che vincono e altre che non stanno vincendo mai? Togliamo Mogli Orsato, non c'entra niente. Anzi, in queste ultime giornate dove abbiamo perso dei punti, noi abbiamo perso dei punti in un momento cardine della stagione e possiamo recriminare col Verona, con la Roma. Non possiamo certamente recriminare con l'Empoli, l'arbitro non ha influito minimamente. Non possiamo recriminare con la Fiorentina, non possiamo recriminare. Togliamo anche questo alibi, no? Non possiamo recriminare col pubblico, 54.000 persone con la Fiorentina. Evidentemente
lì da quel momento si è staccata la spina, perché quello succede ed è successo sempre. Mario, passiamo a leggere. Sì, voglio far parlare Mario, devo leggere anche un po' di messaggi perché Sì, sennò. sì. No, volevo semplicemente dire che ragazzi dallo stadio, dalla televisione magari non si vedeva, ma Mertens e Insigne si cercavano continuamente. Ma continuamente, tutti e due, soprattutto Mertens che ha sbagliato 3 o 4 passaggi, tutti e quei 3 o 4 passaggi erano tutti verso Insigne. Si cercavano continuamente. Sì, era evidente. Quando poi scambiavano tra di loro erano sempre impressionanti e avevamo occasioni. Leggi questo messaggio. Sì, ma aggiungo a quello che dice Mario, vedere anche il famoso centrocampo a due che non funziona perché sblocchi due. Non è vero, perché Fabian accompagnava tantissimo la famosa catena di sinistri, io l'ho vista oggi, accompagnava tantissimo sulla sinistra perché aveva quella tranquillità che la palla gli arrivava pulita con Mertens e con Insigne vicino, e quindi non ti prendi un rischio ma stai diventando pericoloso. Allora, cominciamo a leggere un po' di messaggi, ragazzi, ne ho presi qualcuno mentre si parlava. Questo messaggio lo sdoppio richiama le parole di ADL con l'intervista con Carlo Albino. È normale che i tifosi vessati dalle mogli, dalle amanti, dal capo ufficio vogliono vincere, poi si lamenta che si dice che a lui non ha interesse a vincerlo, e questo messaggio va a braccetto con questo di Sara. Le parole del presidente sui tifosi vessati sono veramente offensive. In più dimentica che ci sono anche tante tifose. Guido, questa io qua faccio rispondere a te perché tu mi hai insegnato, io per pigrizia insomma non l'ho mai fatto, ma tu da quando sei entrato su questo canale, amiche ed amici belli, vogliamo renderci conto, tu ci hai parlato l'ultima live del calcio femminile che è diventato professionismo. Vogliamo renderci conto che il Napoli non siamo solo noi maschietti, il calcio non siamo solo noi maschietti. Io vorrei umanamente ringraziare, fare un abbraccio affettuoso a questa signora Sara con grande compostezza e rilancio, sai che io non sono mai velenoso, polemico, però non ho critica costruttiva da fare perché la detesto. Dico, qual è il vantaggio economico, aziendale, fatturato, strutturale o sportivo in termini di punti di una frase del genere? Io sono un deficiente, probabilmente non riesco a trovarlo, né nella mia memoria che ancora funziona ricordo Moratti aver mai detto una cosa del genere. Uno dei tanti Agnelli, anche il peggiore, perché l'avvocato era fuori classe della parola, ha detto che non possiamo paragonare il nuovo Agnelli con l'avvocato e anche col fratello. Ho tanti presidenti, io non l'ho mai sentita, però non voglio dire non l'ho mai sentita, voglio capire, presidente, qual è il vantaggio di dire una cosa del genere, se non indignare una popolazione e indignare fortemente, tra l'altro in un momento storico di grandi cambiamenti, meno male, il 54% della popolazione, non solo dei tifosi del Napoli, perché le donne nel mondo, a seconda delle città, sono 52,8, 53, cioè sono leggermente superiori. Non lo capisco, cioè, spiegatemelo voi, io qui non lo capisco, se non dire mi dispiace e abbraccio questa signora, però io non lo capisco, cioè, perché c'è una, vedi, Mourinho, Ferguson, a volte provocavano, no? Ci sono delle cose che poi indeboliscono psicologicamente l'avversario e tu dici, c'è anche il gioco delle parti nello sport, ma questa cosa qui non indebolisce l'avversario. Esatto. Poi finché tu sei un simpaticone perché rimane un capolavoro dell'ironia, e poi non era solo quella frase, quella bellissima intervista di Minà a Massimo Troisi, dove lui però non è che dice ma mi piacerebbe essere un giocatore perché sta nello spogliatoio a sapere come mi piacerebbe, e poi dice proprio dire seppure non posso essere che era diverso. E infatti vedete l'importanza della comicità, non è che deve far ridere tutti, se no è importante. Però se ridono quasi tutti, la battuta è andata a buon fine. E la comicità si basa anche su delle regole, sulla famosa regola del 3, che adesso non vi voglio raccontare. Ecco, tu ci arrivi
no, c'è una cosa si verifica anche con leggere differenze in 3 volte, no? Il famoso cappello di Ninocchka. Arriva Ninocchka, che a questo punto me ne insegno, vede questo cappello, il capolavoro di Lubitsch, scritto da Billy Wilde, e cosa dice? Lei, comunista tutta di un pezzo. Ecco, questo è un cappello stupido, effimero, perché là, ed è la ragione per la, diciamo, deriva, il crollo morale del capitalismo. Si vede in un secondo momento del film e non dice niente, alla fine del film lo stesso non dice niente, perché Ninocchka ha cambiato personalità e che cosa indossa Valerio? Indossa proprio quel cappello che all'inizio della storia aveva criticato come esempio negativo del crollo morale dei valori del capitalismo. La comicità, poi ovviamente la genialità e sono le variazioni sul tema, però si basa su questa famosa regola delle 3 volte, no? Che questa cosa deve capitare 3 volte per darti poi la mazzata. È diverso, infatti Massimo Troisi era un genio, si era fatto le chiedi a tuo padre, le ossa al teatro, è totalmente diverso, cioè De Laurentiis non ci arriva con un processo di comicità, ci arriva come una cosa, dice i tifosi hanno sempre ragione, sembra dargli ragione, invece li sta offendendo, ci sono degli idioti, perché alla fine sono tutti dei frustrati, vessati dal capo, anche dagli amanti, e quindi vogliono solo vincere. Non ci sta bene, ma non ci sta bene non per in sé per sé, perché la frase è maldestra, perché voglio essere cinico, io che non lo sono. Non ti porta vantaggi motivi economici, di sponsor, come si chiama, e lì, permettimi, oggi un collega dovrebbe dire: Presidente, corregga subito il titolo. Di sponsor, bravo Guido, fammi sottolineare questa cosa che altrimenti noi registriamo la sensazione delle nostre donne della community e cerchiamo di portarla avanti. Tu parli bene, dici di sponsor, ti sei tagliato fuori tutta una fetta di potenziali customers, di potenziali acquirenti, di sponsor che possono mettere le cose, fare una campagna pro donna sui tuoi cartelloni pubblicitari e dopo una frase del genere non ti vengono a chiamare, non solamente le tifose che possono comprare la maglietta, ma le aziende che possono legare, che sono attente a queste dinamiche e che possono legare il loro nome al Napoli, e te le sei giocate. Quindi è sempre un discorso, oltre al bello, al romantico, i soldi, proprio l'imprenditore che deve aumentare il fatturato. Ma sarà un mio limite, non riesco a trovare il beneficio ma non è la prima, cioè ce ne sono state tante nel corso di questa esperienza, anche peggio, diciamo. Non che questa sia bella, però mi ricordo quella famosa uscita contro una giornalista che la voleva mettere al centro del campo, eccetera, eccetera. No good. Poi lui ha detto che parla al futuro, però per 3/4 dell'intervista, da dove è iniziato, che io ho preso una squadra fallita, non era presente nelle classifiche del ranking, 3/4 dell'intervista era sul rivolto al passato. Poi dici: io parlo al futuro, ok, che cosa mi hai dato come prospettiva del futuro, che cosa mi hai annunciato? Non parlo del centro sportivo del famoso museo Pinco Pedì, ma proprio come idea rivoluzionaria. Ha detto: io annuncio questa cosa qui che rispetto alle altre società è un segno di discontinuità, che potrebbe essere anche per far pace. Farò degli abbonamenti, come c'è in alcuni cinema il martedì film per donne, queste cose lì, dicono accreditato. Io non sono contento su queste cose qui, nel senso che tendi a dividere, ghettizzare. Mi piace l'armonia. Potevi annunciare l'anno prossimo, visto che dovremmo essere usciti, o comunque col Game Pass si potrà fare la campagna abbonamenti, lancerò una nuova forma di abbonamenti, cioè una qualunque novità, no? Ho detto, e invece smettila di dare consigli gratis. Sì. No, ma perché, ragazzi, è proprio, sembra che anche la sua mente imprenditoriale, che per i primi 10 anni ha portato anche a dei buoni frutti, a dei buoni risultati, sembra che anche quella se ne stia andando. Però tu devi sempre contestualizzare, Mario, il periodo storico. Cioè, se io gioco, se io faccio una squadra, pure se sono vecchietto con una mezza caviglia, e vado a fare una squadra e gioco nei tornei delle scuole medie, vinco pure con una caviglia sola. E vinco, oppure che non sono manco bravo a vincere, mi piazzano, arrivo secondo me. Sono bravi tutti, no? Ho detto, quindi
che cosa è successo? È successo che tu storicamente, è vero che sei partito dalle pezze e lo riconosciamo, però tutte le squadre erano in fortissima crisi economica, finanziaria, di cambio di società, politica, di calcio. Quindi ti sei inserito in un sportivo che mai così debole nella storia del calcio italiano, dove tutte insieme contemporaneamente erano deboli, perché è capitato nella storia che anche il Milan è sceso in vino, che ci sono momenti dove anche una grande big, la Sampdoria vinse lo scudetto, poi qualche anno fa retrocesse, quindi ci sta, ma non che Inter, Milan, Juventus, Lazio, Sampdoria, Roma, tutte insieme fossero deboli. E quindi è più facile partendo da zero. E in più, attenzione Mario, devi considerare sempre non solo la forbice, ma la forbice di partenza. Se tu sei ultimo e fai 30 punti, è vero che hai fatto più 30 rispetto alla stagione successiva, tu devi vedere poi quanto stai migliorando da tutti i punti di vista rispetto alla media e rispetto a determinati anni. Quindi noi adesso ci stiamo livellando verso la quinta posizione. La Fiorentina rispetto all'anno scorso ha molti punti più, ma l'anno scorso aveva 30 punti. È ovvio che risulta tantissimo come dato che la Fiorentina ha avuto un grande miglioramento, però il Napoli si è trovato, vedi se adesso De Laurentiis prendesse il Napoli, per dire, in questo momento storico, in questo campionato, con queste forze in campo, se avrebbe avuto questi risultati. No, perché infatti appena gli altri sono leggermente salite di livello, noi non siamo più la seconda forza del campionato. Quest'anno forse arriviamo terzi, però ci siamo livellati verso il basso, anche come con questo famoso fatturato, perché ripeto, poi noi l'anno prossimo intanto sarei costretto, e non solo per la pandemia, a rivedere molto verso il basso, pure con una qualificazione, il monte ingaggi, che mi sta bene, perché non è detto che tu non prendi dei giocatori di grande qualità, però non è quella l'unica soluzione, nel senso, la soluzione è che tu devi rivedere, ok, ma parallelamente vogliamo pur far crescere qualcosa? Cioè, era cresciuto troppo il monte ingaggi, mi sta bene, lo abbassiamo, mi sta benissimo, ringiovaniamo la squadra, super benissimo, siamo la seconda squadra più vecchia dopo l'Inter, ok, e poi a fianco a questo, no, tutto questo io non lo contesto, come sempre, filosoficamente la tua visione aziendale mi sta bene, è logica, ma a fianco a questo l'orizzonte, cosa mi metti? Una nuova struttura societaria? No, perché hai detto che non va bene, nuove strutture? No, una nuova politica no, Valerio non può continuare a fare più visualizzazioni del canale YouTube di Napoli, e questa è una cosa costosa, non è una cosa che porta, come posso dire, investimenti di milioni di euro, no? No. Allora, vogliamo potenziare la comunicazione? Anche oggi una conferenza, basta, sì, vabbè, la concediamo una domanda in più, ma siamo nella società, manco più, la società dello spettacolo, Valerio, è quella di Gutenberg, il libro ormai c'ha tantissimi anni alle spalle ed è un classico ormai della letteratura e anche dell'analisi dei mass media. Detto, ormai siamo in una società iper connessa e iper tecnologica, e tu devi comunque non cavalcare, devi essere leader in questo settore, che è un settore, oltre che affascinante, chiudo, tutto sommato abbastanza accessibile, nel senso che non ti comporta più investimenti. Un giornalista, è stato anche Iene, come Peppe Ionci, ha detto ultimamente: saranno 10 anni che attraverso le nostre società, quindi parliamo di un professionista del settore, anche conosciuto e molto esperto, perché avrà una quindicina o ventina anni di esperienza nel mondo della comunicazione, sono 20 anni che proviamo a portare questo progetto della Napoli TV, mi fermo qui, andatevi a leggere quello che ha detto, quello che ha scritto, però ci dicono sempre la stiamo facendo noi. Tu l'hai vista? No. Però oggi oggi abbiamo scoperto, Valerio, io non lo sapevo, che non siamo più 83 milioni di manco più simpatizzanti, di tifosi, siamo diventati 160 milioni. Allora la domanda è, se siamo 160, perché non abbiamo non una Napoli TV, una doppia, quella Napoli TV e Napoli TV International? Non solo con l'inglese, siamo 160, li dobbiamo raggiungere, siccome nessuno stadio può contenere 160 milioni di persone,
andate allo stadio virtuale. Non c'è lo stadio virtuale. Lui dice andate allo stadio virtuale, non c'è, perché non è tuo e non lo fai. Senti Guido, si è scansato il Sassuolo, lo scansuolo? No, vabbè, oggi il Napoli ha delle qualità, quando becca la partita giusta le qualità ci sono. Tra l'altro sembrava una provocazione, le parole di Spalletti sono molto dure nei confronti di Mertens, proprio non della squadra, di Mertens. Cioè, abbiamo capito, non ce lo devono manco più spiegare, è stato un mio errore di valutazione, io pure uno ne ho fatto quest'anno grosso. Oggi c'era tanta qualità, perché tu, con tutti i loro limiti, anche di Osimhen che ce li ha dei limiti tecnici, però ce l'avevi finalmente Insigne, no? Oggi qualcuno dovrebbe dire chi c'ha questi giochi, ce li avevamo un po' messi in campo, 20 minuti, come io ho sempre detto, è molto più importante avere continuità nelle azioni d'attacco, 20 minuti a quei livelli, ragazzi, con una squadra che comunque non deve chiedere nulla al campionato, è un'altra che oggi voleva giocare a pallone. Napoli ha vinto lo scudetto, no? Nel bilancio Napoli ha vinto lo scudetto, dobbiamo segnalarlo perché è bello dare merito alle eccellenze. Non so se poi glielo daranno come premio, può darsi che non ce lo danno, perché comunque, perché il terreno del San Paolo, tranne quell'anno che ci fu un'azione vandalistica che rovinano l'erba, è perfetto, è come i campi, in clima primaverile, maglia azzurra finalmente, gran classe. Mario, i tagli di Mertens, la ricerca della profondità e il duetto, la squadra era in palla. Quando tu becchi 4 gol in 20 minuti, pure il Barcellona non è che si scansa. Sì, ragazzi, ma c'era da subito, dal palo di Osimhen c'era da subito la sensazione che andasse così, più o meno. Infatti, è importante avere un terreno di gioco così ad alti livelli, 5 stelle elite come quello di Napoli, che non viene mai sottolineato. Quest'anno abbiamo visto anche acquazzoni mio fratello ci vive a Napoli, sta piovendo da 3 giorni, cioè. Altri anni, anche gli anni d'oro, quando andavo tante volte a San Paolo, vi ricordate, mettevano una segatura davanti alla porta perché altrimenti era impraticabile per il portiere. Però nel San Paolo non ha risentito di nulla per 3 giorni consecutivi di pioggia e anche durante la partita. Ho detto quando la squadra è in palla, il clima è così, il terreno è perfetto, non deve chiedere nulla, la testa è libera, perché oggi la testa è libera, con tutto, attenzione che è iniziato sfortunato il palo, le cose, cioè, perché potevi dire oggi di nuovo 20° palo, Valerio. Aggiungiamoli ai numeri classici del Napoli. Allora, puoi chiedere a Guido secondo lui quanto ha pesato l'assenza di Di Lorenzo nelle ultime partite? No, ma non è questo l'errore, non è un unico giocatore, perché le ultime 8 del girone di andata abbiamo fatto 8 punti e crollammo, e tra l'altro perdendo punti con lo Spezia, lo Spezia, ragazzi, e l'Empoli, che poi non ha fatto questo grandissimo campionato, ragazzi, ma è pesata, però vi ho detto, sono 4 partite che tu analizzi, se prendi 10 partite la media comunque è perché con l'Inter tu non hai vinto, col Milan c'era Di Lorenzo in casa, hai perso e non dovevi perdere. Certo, è meglio avere l'organico completo, è meglio avere l'organico no, è meglio avere Di Lorenzo che Zanoli e Marquit, e su questo non c'è dubbio. Cioè, è abbastanza banale da dire, però non è solo per la sua assenza che si è perso, perché i punti prima potevi azzannare il campionato vincendo col Milan, dove Mertens non c'era. Quanti minuti ha fatto? Non vogliamo andare a vedere quel giorno quanti minuti ha fatto Mertens. C'è un po' di rientro audio, non so di chi di voi due può. Marietto, tu stai in cuffia o no? No, io non sto in cuffia, okay. Sto da telefono, posso anche entrare da computer. Per fare prima sono entrato da telefono, però va bene, tanto siamo quasi in chiusura, ragazzi, perché sono pressatissimo, quindi mi dispiace, ma non potrà essere lunghissima oggi. Leggo gli ultimi messaggi, muto un attimo Marietto, vediamo se sì, meglio. Leggo un po' di messaggi a raffica, Guido, li commentiamo velocemente. Vuoi passare per un eretico?
chi si patteggia per il padrone, e Losanna questo orizzonte sportivo lo ha stralciato dal proprio lessico, anzi si alza sulle punte. E Lino dice: questo signore in camicia è molto competente, complimenti. Io avevo messo proprio i nomi ad un certo punto proprio perché magari ci sono nuovi amici bellini che sono comparsi adesso, e stiamo parlando di Guido Gentile, che trovate anche su YouTube sul canale Guido Gentile Piano Sequenza, dove si parla principalmente di cinema. Buonasera signor Guido, volevo precisare un'ultima cosa che aumenta il rammarico: quest'anno chi vince lo scudetto potrà arrivare al massimo 84 punti, nel Napoli il 18 91 punti secondo. Questo è il discorso che facevi tu pure, Guido, cioè, sì, ma tutti è quello di Mertens, è il discorso di Mertens. Tutti i messaggi molto saggi, ma attenzione, qua né Guido né Mario, che è veramente una perla come tanti ragazzini che ci seguono, Valerio, qua noi non stracciamo nulla, non condanniamo nulla, non siamo manco bravi a fare critiche costruttive, raccontiamo a volte anche episodi del passato, proviamo a fare analisi basandoci però su dati concreti, su dati storici, su dati anche a volte numerici. Abbiamo fatto puntate sul bilancio, quindi su qualcosa che intanto è uguale per tutti, cioè forse, perché poi abbiamo scoperto che i famosi minuti di gioco miei, che sono quelli, facciamo la somma dei minuti segnalati dalla Serie A, dalla Lega Nazionale, cioè, diventano diverse nelle trasmissioni. No, questo è un altro discorso. Quindi quella è la nostra base, e poi cerchiamo di fare ragionamenti per capire tutti insieme quelle che sono poi le crepe, quelle che poi sono gli elementi che possono essere migliorati. Io non ce l'ho contro De Laurentiis né a favore, però analizziamo quello che è giusto, quello che è sbagliato, quello che è incoerente. Sicuramente delle uscite infelici non portano nessun beneficio, questo, e poi sono proprio indelicate. Anzi è molto bello vedere un San Paolo pieno di bambini, di famiglie. Io sono stato abbracciato da famiglie che non mi conoscevano, meraviglioso, ma figurati adesso quando torno e ho questi bei ricordi. Poi io, essendo 1,90 m, quando si andava allo stadio e si stava sempre in piedi rispetto adesso alle sedie rifatte, dovete sapere che io quasi sempre ho tenuto qualche bambino sulle spalle, perché papà non vedo, papà possiamo chiedere al Signore, e il Signore ha detto mettiamoceli sulle spalle, e sono ricordi bellissimi, no? Quindi io vorrei vedere uno stadio pieno di zii, di nonni, di bambini, di signore, di sorelle, di fidanzate. È meraviglioso, e questa cosa anche qua indigna, perché gli amanti sono fatte delle persone, no? Tra moglie e marito non è sentito, è un adagio millenario. Se millenario avrà un valore, ci sarà. Riapro il microfono a Marietto, lo muto momentaneamente Guido, però è proprio Mario. Sì, che rientro anche io da Mario, quindi non devo mutare Guido. Domanda a Mario, da Giacomo, perché è testimone di un tifo non deluso dalla storia. Se il Napoli l'anno prossimo lottasse solo per il quarto posto, tu faresti l'abbonamento e andresti allo stadio? Ovviamente, io purtroppo non faccio l'abbonamento perché ai miei genitori che mi accompagnano ogni tanto, però non è mio padre non è una sua tradizione andare allo stadio, ci andava quando era piccolo, però non, soprattutto perché poi ci lavora, quindi poi va allo stadio tante volte per lavoro. Lui dice che una volta va allo stadio per tifare solo quando mi accosta con me, quindi comunque Valerio sai perché non so se comunque diciamo che io certo che ci andrei, l'abbonamento non lo farò, purtroppo non lo farò, però se si lottasse per il quarto posto io sono contento di lottarci e spero di arrivarci, semplicemente. Mario, io ti voglio ringraziare per il tuo intervento, per averci portato testimonianza diretta dallo stadio San Paolo Maradona, diciamo tutti e due i nomi, e ci vediamo presto. Grazie mille. Una cosa. Sì. Già gliel'ho detto a Rita, Guido, mi sono appassionato all'NBA. Aspetta, fammi avrai molte soddisfazioni, perché però Guido c'è un piccolo problema, visto che vincere non è nel mio dizionario, tipo Houston.
No, ma figurati, è talmente bello. Io tifo con una squadra che quest'anno non manco è andata ai playoff, quindi il tifo è bello perché quando è passionale, è sincero, è genuino, non perché questo è l'errore, perché tu devi vincere per forza, sei un fallito se non vinci, perché lo sport ti dà l'emozione. Vedete, anche l'emozione di ricordarmi di aver visto tante partite con bambini o bambini che poi non ho più rivisto nella mia vita sul mio corpo, sulle mie spalle. Quindi tifa per chi vuoi, ma ci mancherebbe. Però è un grande sport ed è una grande lega. È uno spettacolo. Io ho iniziato a guardarlo perché tanta gente lo guarda, quindi ho iniziato a guardare, è proprio uno spettacolo da vedere. Poi mi sono scelto una squadra che mi ha preso un po' di più, anche perché poi ho visto un video sull'anello del 94, no? E quindi poi mi ha preso e mi sono scelto una squadra, però diciamo che è proprio uno spettacolo vedersi tutte le partite. Sì, sì, dovremmo prendere molto insegnamento da come si gestisce una lega sportiva, però questo poi lo analizzeremo, famosa tavola rotonda a fine campionato che Valerio c'ha il che fare. Comunque dobbiamo riempire lo stadio di bambini e di bambine come Mario, perché sono la parte sana dello sport. Questo è troppo bello, cioè ti fa sperare bene quando ci sono persone campate che hanno intelligenza, entusiasmo e emozione, no? La emozione sono anche bravi a trasmettercela a noi vecchietti, che è un regalo che ci fanno, secondo me, perché l'emozione non si compra, ragazzi, è una delle poche cose che non te la vende Amazon. Ho provato a demutare, ma si è mutato anche da solo Marietto. Mario. Ciao ragazzi, ciao. Un bacio grande, grazie mille. Guido, ci sono tantissime altre messaggi che meriterebbero più approfondimento, però fanno anche, insomma, sono anche principalmente commenti a quello che avevi già introdotto sull'orizzonte sportivo, che è un altro di quei concetti che i tifosi farebbero bene a cominciare a valutare. Ti lascio chiudere solamente con una riflessione un pochino sul mondo del giornalismo, il caso Raiola, nel senso il giornalista italiano che oramai conta la velocità, quindi l'hanno fatto morire 2 volte praticamente, perché sono arrivate prima notizie poi smentite, più la velocità che la qualità e l'affidabilità. È un nervo molto scoperto, perché non è il caso Raiola, chiaramente le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, non è ci sono tantissimi casi sbagliati. Il caso Raiola non è grave come per esempio quelli che sono i casi della cronaca nera, nel senso, chiaramente è una caduta di stile, tutto quello che vogliamo, attenzione, non è che lo sto buttando così a ridere. Però pensate quando si sbaglia, e se ne sbagliano tante di queste cose su persone in vita, e gli rovini l'esistenza. Voi dovete considerare, faccio un esempio su me stesso, non sono ricco, non sono famoso, lo dice sempre la mia compagna, sono molto amato per quello che fai, ma io so benissimo che se tu scrivessi il giorno dopo su Guido una notizia, io che non mangio l'insalata manco condita, cioè con l'olio e col sale, cioè sono saluti, spaccia droga, come si chiama, lo stesso nel palazzo, dopo anni e anni di rispettabilissima persona che ti adora, ma io l'avevo sempre detto, lo faccio su di me, no? Poi la smentita, no, ma si erano sbagliati, era un'omonimia, povero Cristo, eccetera. E noi abbiamo avuto casi anche di gente veramente famosa negli anni passati. Il caso forse più doloroso, quello fu su Enzo Tortora, no? Oggi è vero, questa cosa, questa velocità esasperata fa sbagliare tantissime notizie, anche tanti strafalcioni in italiano, però è molto più frequente. Questo è assolutamente vero. Però ciascuno risponde delle proprie azioni. Cioè, fortunatamente io non sono obbligato a fare questo, nel senso che tutti gli articoli che ho fatto sempre di cinema, come quelli di calcio, sono molto riflessivi, molto lunghi e quindi molto poco appetibili per quello che oltre il giornalismo in particolare, quando per esempio sul web di oggi che vuole notizie stringate, sensazionali e rapide. Invece a me piace riflettere. Però quello che ha detto questo amico è vero. L'unica cosa,
attenzione, non è solo su Ryan, cioè quello capita perché capita spesso. E adesso, semmai, detto, guarda, è capitato con un nome così importante, perché è uno dei 2 o 3 procuratori, era adesso purtroppo, no? Più importanti, più ricchi, quello che anche quello più grosso, perché rispetto a Menez lo vediamo di più da un punto di vista mediatico, no? È uno che parlava di più, e quindi ti fa ancora più impressione, perché diciamo, come con un nome così importante vuoi avere un centesimo di secondo, un attimo, ti mordi la lingua, vuoi controllare, perché non è uno dei tanti. Stiamo costruendo, speriamo che si inverta questa tendenza, perché poi anche qui, come l'uscita infelice, no? Che benefici porta, però in quel caso te lo dico io, ti porta click, e quindi però invece sono io lo romantico e sbaglio, e qui la generazione più giovane, più esperta nei nuovi mezzi come Valerio, e io me lo prendo la bacchettata, perché è giusto, perché è bello il confronto, qua ti porta soldi a prescindere. Qua ti porta, perché cioè la brutta figura è inferiore ai benefici da altro punto di vista. E qui, errore mio, alzo le mani, sono umano. Guido, nel salutarti, la farai una recensione su Walking Life? Mo devo ricominciare a fare, ho avuto moltissime cose da risolvere. Che fare anche tu? Sì, domani vi vedo di fare una bella sorpresa, perché c'ho Batman. Sì, la voglio fare un po' di cose. Mi sono segnato dei capisaldi da recuperare, perché non mi sono dimenticato di tutti voi che avete uguale importanza, anche se a volte non vedo i volti, no? Ma la mia giornata, vi do questa notizia, è uguale alla vostra, cioè sono sempre 24 le ore, cerco di sfruttarle tutte e 20, 4 ore di sonno nemmeno, e a un certo punto devi fare delle scelte, però mi sento fortemente in colpa, vado quelle poche ore di sonno, dice non ho fatto questa cosa, sto trascurando, e mi prenderei umanamente a schiaffi, quindi chiedo venia, perdono, ma siete nei miei pensieri, e sto per tornare a breve, anzi i prossimi 2, perché voglio fare sempre uno più spettacolare, i prossimi 2 devono essere Batman, però voglio fare l'omaggio del documentario di Ennio Morricone, perché ci ho pensato, non lo volevo fare, ho detto, ma con tutte le persone che sono venute grazie a Valerio, non possono fare l'omaggio a un grande maestro. Tra l'altro si parla di musica, di cinema, di musica, di grande musica, quindi in anteprima sappiate che entro 7 giorni queste 2 cose compariranno, e anche quello è una giusta segnalazione, quindi capo di cenere, mea culpa, ma I will back, diceva Schwarzenegger, tornerò. Lui lo faceva contratta, I be back. Signore e signori, Guido Gentile, grazie mille. Grazie a voi, e non ci prendiamo di collera, questo è il nuovo mantra. Allora, amici miei, oggi Meretti incolpevole, senza dubbio. Veramente tantissimi messaggi, Angela, è colpa mia questa volta. Se Guido si è preso la colpa, si è cosparso il capo di cenere, colpa mia, perché oggi ho poco tempo. Noi potremmo andare belli lunghi fino a dopo la partita con la Lazio, che, insomma, attenzione a questa partita Spezia con la Lazio. Speriamo, questo è il mio auspicio, Angela, non mollare e fare quest'ultimo mini campionatino come se fossero, non so, dei playoff per arrivare davanti, perché ricordiamo che ha importanza. Non puoi vincere, benissimo, vinci quelle sfide interne, quelle che valgono di più per i tifosi. Ecco, i tifosi hanno contestato una vittoria, dai una soddisfazione ai tifosi. La Juventus che l'anno scorso ti è andata davanti, te la lasci dietro. Questo per me è altrettanto importante. Si parlava di Zizi, la mentalità ha influito soprattutto, secondo voi, Kvaratskhelia in arte Zizio, cosa può aggiungere al Napoli, che se vedesse al posto di Insigne? Vi risponderò con calma, adesso non è il momento ancora di parlare di mercato, perché il campionato non è finito. Vi voglio bene, viva Napoli, viva Mertens, viva anche Spalletti, viva ADL, però si può fare qualcosa di meglio. Noi lo abbiamo detto, chi si è visto questa live c'ha degli spunti, poi lo faranno. Guido vuole vincere l'Oscar, io un Grammy Award.
Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è